Buongiorno a tutti voi, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio nella nostra trasmissione Barbara Odorico, consigliera vicepresidente della sesta circoscrizione di Forza Italia, e poi Dei Antici, consigliere comunale a Muggia e di Italia Viva. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti, come sempre potrete farlo chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail, così come potete fare lo stesso per fare le vostre segnalazioni alla nostra trasmissione. Allora, andiamo subito a vedere le previsioni del tempo, come facciamo di solito, con il sito dell'Osmer ARPA regionale. In apertura la situazione generale. Una depressione presente sul Regno Unito determina l'afflusso verso il nord Italia di correnti sud-occidentali, umide nei bassi strati e secche in alta quota, che determineranno fasi di instabilità sulla regione. Per oggi, giovedì 23 maggio, lo vediamo nella grafica, cielo in genere variabile, con nuvolosità più consistente sulla zona montana e maggiori possibilità di schiarite invece verso la costa. Il tempo sarà instabile, con rovesci e temporali sparsi e intermittenti, più probabili nel pomeriggio e verso la zona prealpina. Per domani, venerdì 24 maggio, invece, si prevede cielo nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura, poco nuvoloso sulla costa. Rovesci sparsi che in genere saranno brevi e localizzati, più probabili sempre nel pomeriggio e verso la fascia prealpina, e che potranno essere anche temporaleschi, venti di brezza. Mentre andiamo al fine settimana, il sabato 25 maggio, su tutta la regione cielo poco nuvoloso per velature alte, la nuvolosità sarà più consistente al pomeriggio sulla zona montana, dove saranno possibili dei brevi e locali rovesci o temporali. Queste le notizie per quanto riguarda il meteo. Ora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi e cominciamo, come sempre facciamo, con il Piccolo nell'edizione di Trieste. Vediamo che il Piccolo oggi titola su un sondaggio SVG in vista delle elezioni europee. Meloni prima Nord-Est, questo è il titolo. A 2 settimane dal voto, il sondaggio SVG per i giornali del gruppo NEM. Forza Italia vicina alla Lega, il PD guadagna 2 punti rispetto alle politiche, sale anche il Movimento 5 Stelle. Andremo ad analizzare anche questo sondaggio. Poi vediamo Norvegia, Irlanda e Spagna, 3 sì allo Stato di Palestina. Gli USA accusano la Russia, manda armi nello spazio. Poi ancora vediamo invece per quanto riguarda la cronaca della nostra città, furti nei camerini, denunciata da una dipendente del Teatro Verdi. Poi in 10.000 domenica al raduno dei Fanti, sfilata e rive chiuse. Poi ancora il grazie dei portuali ad Agostino, con lui lo scalo è rifiorito. Ne abbiamo parlato anche noi ieri. Controlli ai confini, si prosegue fino a dicembre, questa è la prorogata di altri 6 mesi, la sospensione di Schengen ai valichi tra Italia, Slovenia, Croazia e Ungheria. E poi sempre per la città Uber Eats, indennizi fino a 10.000 euro per 9 rider triestini. Vediamo la politica, il redditometro, il caso e scontro, Meloni sospende il decreto, e ancora le tensioni, la legge sull'aborto in campagna elettorale. Vediamo ancora l'opinione sull'Unione Europea, grado di fiducia nel centrodestra, il 64% non crede nell'Unione, e poi il nodo infrastrutture, rete ferroviaria da potenziare, priorità per quasi un cittadino su 2. Vediamo ancora il Piccolo nell'edizione invece di Gorizia e Monfalcone. Anche qui viene naturalmente evidenziata la proroga di altri 6 mesi dei controlli ai confini. Quello che cambia è la nuova illuminazione e gli spazi per le mostre all'interno della Galleria Bombi di Gorizia, sempre in vista di Go 2025. Poi Eco Energy all'Isert, 1 mese di tempo per le osservazioni, e nell'album reportage del soldato di Perugia, la vita passata al fronte, una storia di tanto tempo fa. Allora torniamo invece
alla lettura delle prime pagine dei quotidiani che sono in edicola quest'oggi di carattere nazionale. Allora vediamo La Repubblica, FMI allarme sui conti, il fronte della finanza, i paletti del Fondo Monetario che gelano l'esecutivo, serve una manovra da 60 miliardi in 2 anni per sanare il bilancio, c'è accordo sulla fine del superbonus e sull'allungamento del PNRR, ma bisogna fermare tutte le misure in deficit. Redditometro, marcia indietro del governo su pressione di Lega e Forza Italia. Poi ancora in Medio Oriente, reportage, brutalità di Hamas sulle donne soldato ancora in ostaggio. Poi ancora Spagna, Norvegia e Irlanda dicono sì alla Palestina. Per quanto riguarda lo sport, Atalanta nella storia, su all'Europa League, il Bayern Leverkusen travolto 3-0. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, anche qui il redditometro, stop di Meloni, questo è il titolo principale, la Premier sospende il decreto, le opposizioni una figuraccia, via Giorgetti e Leo. L'annuncio dopo le polemiche, nessun grande fratello, ha detto la Premier, non vessiamo la gente comune, soddisfatta Forza Italia. Accordo per 2 anni, il Festival di Sanremo ritrova Carlo Conti. Poi vediamo ancora anche qui alcuni sondaggi, Fratelli d'Italia il 26,5%, il PD supera il 22%, salgono Forza Italia e Lega, cala il Movimento 5 Stelle, in realtà ci sono così movimenti discordanti tra questo sondaggio e quello che abbiamo visto in prima pagina sul Piccolo, questo è di Nando Pagnoncelli. Allora, vediamo ancora l'Atalanta, da sogno vince l'Europa League. Poi la rete, armi, droga, omicidi, il superboss turco arrestato a Viterbo. E poi a Biella, mamma influencer in fin di vita, in cella il marito, l'accusa è di tentato omicidio. Andiamo a vedere il Domani, per Toti 400.000 euro dal petroliere, i soldi spesi da Prada e a Saint-Tropez. Oggi l'interrogatorio del governatore della Liguria che spera in una revoca degli arresti. La società Europam ha vinto appalti milionari con il comune di Genova e la regione. Il tema delle dimissioni, inchiesta su Mori, i carabinieri difendono il generale e aprono uno scontro con i magistrati di Firenze. Viene messo in primo piano qui il caso appunto della Liguria. Si parla di un anniversario mesto, Falcone e la vittoria dell'antimafia ammaestrata, è il commento sul Domani, lo vedremo anche su altri giornali. Oggi è l'anniversario della strage di Capaci. La Premier cancella l'iniziativa, Meloni fa rimangiare a Leo il redditometro, governo allo sbando sui conti e assente sull'evasione. Ancora vediamo Libero, Giorgia smonta il redditometro, anche qui il focus è su questa vicenda interna della politica italiana, delusione per Visco e compagni. Il Premier stoppa le polemiche e sospende la misura voluta dal viceministro Leo. La promessa, nessun grande fratello fiscale sarà mai introdotto da questo governo. Vediamo ancora abbattuto il totem, non si torna indietro, dice Mario Secchi nel suo editoriale, crolla il caso Scurati, Bortone ora rischia, il presidente soldi, dice nessuna censura, isteria tra i Dem, è il caso, torniamo appunto al caso Scurati, il possibile tracollo, il PD lo stacca, il grillino Conte in crisi di nervi, e questa è un'analisi invece dei sondaggi che si stanno vedendo in questo periodo sulle prossime europee. Il Sole 24 Ore, borse 339 miliardi in dividendi, questo è il titolo principale del Sole. Il festival appunto di Trento al via, i dilemmi del nostro tempo, 19ª edizione, inaugurazione con il cardinale Ravasi, e poi anche qui la Premier vede Leo e sospende il decreto sul redditometro, e il ricordo di Giovanni Falcone, che qui vediamo nella foto con Borsellino, metodo Falcone contro il crimine mondiale da 3.100 miliardi, il ricordo dei magistrati uccisi dalla mafia.
La Stampa, Schlein con Meloni e Le Pen, i popolari tradiscono l'Unione Europea, la Premier cancella il tour a Parigi e Berlino per evitare foto con Macron e Scholz. Intervista alla leader PD, voglio il faccia a faccia su scuola e sanità, idee forti. Questi invece i titoli appunto della Stampa, che si concentra proprio sulle prossime elezioni europee. Il Medio Oriente, sia la Palestina Stato, l'Europa si spacca, se la pace non si fa alla procura dell'Aia. Poi ancora vediamo l'influencer di Biella in coma con una ferita nel petto, il marito arrestato per tentato omicidio. L'inferno di Siu, Sukana El Basri, meglio conosciuta come Siu, ha 30 anni, un marito e 2 bambine piccole, un lavoro da beauty influencer, un profilo Instagram da oltre 81.000 follower, una vita che sembrava un servizio fotografico. Questa invece è la cronaca di questi giorni. Ancora vediamo il Fatto Quotidiano, Cirielli, Fratelli d'Italia, si fa la villa nel parco ma è illegale, il viceministro degli esteri bocciato dal Consiglio di Stato, sentenza oscurata, acquistò una cascina per farne un villone in un'area vincolata, poi la batté, iniziò a costruire il sito della Corte, omissa il nome. Questa poi è la notizia appunto che troviamo sul Fatto Quotidiano. Oggi il presidente viene interrogato, si parla del presidente della Liguria, scandalo Toti NC, l'ultima trovata dei legali far passare Spinelli senior per incapace di intendere e di volere. Morvillo, Mori è intoccabile, accuse ai PM contro la verità, dopo il governo anche l'arma contro i magistrati. Con un comunicato del comando centrale i carabinieri rompono il protocollo e si schierano con il generale, parla il cognato di Falcone. Ancora vediamo il Giornale, Meloni spegne il redditometro, dopo la polemica la Premier blocca il decreto, non ci sarà nessun grande fratello fiscale, dice Giorgia Meloni, puntiamo all'evasione insostenibile di chi si finge nulla tenente e gira col SUV. Le attiviste sul palco coccolate dalla sinistra, il blitz contro Cruciani, poi ancora cantiere Eurodestra, il PP cerca un patto verso le europee, poi ancora allarme dagli USA, la guerra nello spazio, lanciata arma russa. Poi ancora andiamo a vedere, torniamo sul piccolo nell'edizione appunto di Trieste, quindi torniamo alle notizie di casa nostra. Qui vediamo tutto il sondaggio, viene pubblicato proprio in primo piano sulle prossime europee, le intenzioni di voto a 2 settimane dall'appuntamento con le urne. Forza Italia tallona la Lega, Fratelli d'Italia rimane stabilmente il primo partito, seguito dal Partito Democratico. Questo è il quadro verso il quale ci avviciniamo alle elezioni europee. Potrebbe cambiare la maggioranza UE e Vannacci porterà e toglierà voti. Questa è l'analisi di Rado Fonda, Head of Research di SVG. Fratelli d'Italia non perde colpi, stime nazionali anche superiori, dice. Poi ancora il 64% degli elettori di centrodestra non crede nell'Unione, anche questo insomma un fenomeno particolare. Prioritario per il 44% investire per migliorare la ferrovia esistente, il nodo infrastrutture, qui vediamo un'immagine del nord-est d'Italia, la maggiore preoccupazione degli elettori. Caos redditometro, lo stop di Meloni al decreto di Leo, la Lega e Forza Italia esultano, la Premier mai il grande fratello fiscale, no alle vessazioni, il viceministro si difende, l'obiettivo sono i super evasori. Qui vediamo un'espressione insomma significativa della Premier Meloni. La sfida nel centrodestra, Salvini stringe con Le Pen, nuovi round con Tajani, sempre per i movimenti politici. Ma torniamo alle notizie della cronaca di Trieste, scorriamo rapidamente le pagine del piccolo proprio per arrivare alle pagine di Trieste. C'è questo caso di cronaca, artisti derubati dentro i camerini, succedeva al Teatro Verdi, denunciata la dipendente del Verdi, piazzate le telecamere della polizia e contestato il reato di furto con l'aggravante della reiterazione. La sottrazione di denaro andava avanti da mesi. Lo storico palazzo, qui vediamo, del Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Poi ancora
In via Marchesetti, ieri pomeriggio, donna ferita nello schianto della sua auto a San Luigi. Indennizi da 10.000 euro per 9 rider di Uber Eats. L'avvertenza nazionale della CGIL riguarda 16 fattorini triestini, quindi ci sarà un indennizzo fra 8 e 10.000 euro per aver svolto un lavoro a tutti gli effetti subordinato, pur essendo inquadrati come autonomi. Lo hanno appena ricevuto 9 rider che lavoravano per Uber Eats, recapitando al domicilio dei triestini pizze, hamburger e sushi. Allora, il ponte in via Brigata Casale sarà rinforzato con 2,5 milioni, l'iter in municipio con la fattibilità tecnico-economica. Il finanziamento della regione garantisce il cantiere per curare una struttura che risale al governo militare alleato, cronoprogramma di 1 anno e mezzo. Qui vediamo il viadotto di via Brigata Casale in una immagine d'archivio. Le altre realtà sulle rive in attesa dei sottoservizi, i rilievi geognostici. I progetti Parco di Servola e barriere acustiche a Barcola. L'iter inizia nella 7ª circoscrizione. Noi invece avremo un esponente fra poco della 6ª circoscrizione, la vicepresidente Barbara Odorico, e parleremo in particolare poi di quella zona ampia comunque della nostra città. Trenovia e divieti d'accesso, entri da via Sottomonte, il caso del terreno di un privato, la risposta del comune. Ancora andiamo avanti sempre sul piccolo. La morte del medico cardiologo Pez, era il pioniere triestino del pacemaker, il ricordo del primario Sinagra, un vero personaggio, ha colto per primo la rivoluzione dei defibrillatori impiantabili. Poi ancora oggi in programma la festa patronale in Piazzale Rosmini, la Madonna del Mare, la festa patronale della parrocchia di Madonna del Mare. Si terrà oggi alle 18:30, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città in questi momenti. Sono le 7:16, allora buongiorno, chi abbiamo in linea? Buongiorno a voi, ispettore capo Leonardi Roberto. Dunque, per la nottata che è appena passata nulla di particolare, tutto sommato tranquillo. Invece per la giornata di oggi la devo dire anche che non ci sono particolari manifestazioni che riguardano la viabilità ordinaria. Avremo tutto quanto lavoro di routine, comunque parecchio, ma lavoro di routine. E l'unica cosa che le voglio segnalare, che appunto ha già menzionato lei precedentemente, in Piazzale Rosmini la processione religiosa, comunque il nostro personale presente sul posto. Si tratta della Madonna del Mare, non in Piazzale Rosmini. Per il resto, le ripeto, altre cose riguardano viabilità ordinaria, tranne ci sono i soliti mercatini, ma quelli non inficiano la viabilità ordinaria. Per il resto proprio non avrei proprio null'altro da aggiungervi, fortunatamente. Benissimo, poi magari ci risentiremo naturalmente perché parleremo più avanti del raduno dei fanti, no? Che sì, invece impatterà insomma in modo diverso. Venerdì, sabato e domenica. Venerdì, sabato e domenica impatterà sul traffico necessariamente, esatto. Insomma, però è anche una bella occasione per la nostra città. Allora grazie a voi e buona mattinata. Grazie, buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Allora noi procediamo con la lettura dei giornali, restiamo sul piccolo per la proroga dei controlli ai confini in deroga al Trattato di Schengen, controlli fino a dicembre, la decisione dei governi, presidi confermati ai confini a partire da quelli tra Italia e Slovenia, quelli qui vicino a noi, altri 6 mesi di controlli anche durante il periodo estivo, con possibili disagi per i vacanzieri in viaggio verso Slovenia e Croazia e viceversa, e il ritorno all'epoca di Schengen rimane una chimera almeno fino a Natale. Questa è la prospettiva. Allora noi abbiamo realizzato anche un servizio ieri sulla proroga voluta dal ministro Piantedosi, che però ha dialogato naturalmente anche con i suoi omologhi dei paesi interessati. Allora rivediamo insieme il nostro servizio.
In seguito ad una telefonata intercorsa fra il ministro degli interni Matteo Piantedosi e il suo omologo sloveno Boštjan Poklukar, i controlli di polizia ai confini fra Italia e Slovenia saranno prorogati di ulteriori 6 mesi. Il Viminale lo ha reso noto quest'oggi. La decisione, attesa anche dopo un pronunciamento del ministro degli esteri italiani, è stata concordata anche in seguito all'innalzamento del livello di attenzione in relazione alla presidenza italiana del G7. Le modalità di controllo, ha fatto sapere il ministro Piantedosi, saranno attuate in modo da causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico di merci. La volontà del governo italiano, è stato ribadito, è quella di condividere soluzioni efficaci che consentano il ritorno ad una circolazione libera e sicura. Gli uffici tecnici, sottolinea lo stesso ministro, lavorando nella direzione più giusta, hanno costruito un modello di cooperazione virtuoso ed è in programma a breve una nuova riunione trilaterale fra Italia, Slovenia e Croazia. Allora, andiamo a vedere altre notizie, sempre sul piccolo. Dunque, al via da ottobre i corsi di teologia, cercasi insegnanti di religione. Anche il nostro Umberto Bosazzi si è occupato di questo. Ieri il nuovo anno accademico, l'Istituto delle 3 Diocesi può rilasciare ora licenze abilitanti anche in Friuli Venezia Giulia. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose delle 3 Diocesi di Udine, Gorizia e Trieste apre un nuovo polo di formazione a distanza nel capoluogo regionale, chiama a raccolta i laici interessati agli studi teologici perché si iscrivano all'anno accademico in avvio a ottobre. Nei prossimi 5 anni il Triveneto pensionerà una fetta rilevante dei suoi insegnanti di religione, oltre il 30% in Veneto e cifre analoghe anche in Friuli Venezia Giulia, e le licenze in teologia e scienze religiose fornite dall'istituto consentiranno di accedere ai concorsi. Allora andiamo a rivedere il servizio, l'ampio servizio appunto di Umberto Bosazzi sulla presentazione di questa iniziativa ieri in Curia. Un Open Day lunedì 27 maggio a partire dalle 18:30 in seminario ed altri 3 appuntamenti in qualche modo esplicativi perlomeno di parte del programma. La Facoltà Teologica del Triveneto, tramite l'Istituto Teologico e di Scienze Religiose in Rete, si presenterà fino a metà della prossima settimana. Noi l'anno prossimo, ed è interessante, nel centenario dell'Università di Trieste, la Facoltà Teologica del Triveneto inaugurerà la possibilità a chi vuole di conseguire i titoli accademici in teologia. Potremo farlo grazie al Polo FAD, formazione a distanza, che è una specie di succursale dell'Istituto di Scienze Religiose della Facoltà Teologica di Udine. Le iscrizioni per l'anno accademico 2024-2025 sono aperte da giugno a settembre. I corsi, che si svolgeranno per quanto concerne a Trieste in seminario e saranno in presenza e a distanza, ma sempre in classe e non individuali, prenderanno il via ad ottobre. Formeranno competenze professionali in ambito pedagogico-didattico e si basano sullo studio della teologia e delle scienze religiose. L'obiettivo, non da poco, è anche quello di fornire concrete prospettive di lavoro per i giovani laureati, già che nei prossimi 5 anni nel Triveneto è in previsione un turnover del 33% degli insegnanti di religione, stanti i previsti pensionamenti. Il popolo di Dio è formato da preti e laici, e i laici sono membri di natura, membri attivi della Chiesa. Il problema è che questo forse talvolta deve essere reso maggiormente consapevole. In qualche modo la carenza di clero può essere vista certamente come un problema, ed è un problema, però in un certo senso ha fatto emergere anche molte energie che non credevamo di avere proprio nel laicato, e di conseguenza la necessità e anche il desiderio di una qualificazione sempre migliore di queste persone. Il vescovo di Trieste Enrico Trevisi, impegnato a Roma in una serie di riunioni della Conferenza Episcopale Italiana, ha sottolineato in una lettera il valore del percorso favorito dall'Istituto. Abbiamo bisogno, si legge, di formazione, di una fede pensata, di una speranza che rischiari le sfide da affrontare con prontezza e di una carità generosa, gioiosa e coraggiosa. Contestualmente è stata annunciata per sabato 25 maggio alle ore 10 in cattedrale a San Giusto l'ordinazione presbiteriale, presieduta dal vescovo, di 4 diaconi, uno proveniente dal Ruanda, uno dal Benin e 2 italiani, che presteranno il loro servizio nelle parrocchie della diocesi di Trieste.
Allora, torniamo a leggere i giornali. Ecco il murale Sala Montessori, la bellezza vince i vandalismi. Alla Casa dei Bambini San Giusto in via San Gabriele il progetto di riqualificazione urbana pensato da insegnanti ed ex studenti prende il via dal muro esterno della scuola paritaria che era stato lordato. Vediamo qui il bel murale realizzato all'esterno della scuola in via Monte San Gabriele. Ancora vediamo sempre sul Piccolo altre notizie. La domenica la sfilata, ne abbiamo parlato con il collegamento con la polizia locale. Domenica sfilata in rive chiuse da mezzogiorno alle 14, l'evento clou in direzione di piazza Ponte Rosso. Sono previste modifiche alla circolazione in varie vie del centro cittadino. Qui vediamo in 10.000 al raduno dei Fanti. Da domani inizia il ritrovo nazionale che mancava dal 2018. Ancora la storia, Luisa a Hong Kong, l'insegno l'italiano che affascina i cinesi, la strada scelta dalla triestina Ternau in una scuola privata per giovani e adulti, è una storia appunto di una triestina all'estero. Vediamo anche la questione dei migranti a Camposacro, c'è la contrarietà del Partito Democratico, qui vediamo il Dem Michele Tarlao in solidarietà alla sindaca di Sgonico che ha detto no, l'abbiamo letto ieri sui giornali, a questa possibilità. Gli studenti pro Gaza occupano con le tende l'ingresso dell'Ateneo, l'Assemblea per la Palestina vuole il boicottaggio di Israele, il rettore di Lenarda, chiudere i rapporti danneggia la pace. Questo è il presidio in Piazzale Europa. Andiamo ancora a vedere altre notizie, sempre sul Piccolo. Il Piccolo nella pagina regionale vede questo congedo da parte dei portuali a Zeno D'Agostino, uno di noi, titola il Piccolo, il commosso saluto alla squadra creata in 9 anni, i lavoratori con te abbiamo visto rifiorire lo scalo. Abbiamo seguito anche noi ieri questo davvero commosso saluto dei lavoratori portuali che si sono stretti attorno al dimissionario Zeno D'Agostino. Hanno realizzato questa festa che poi è andata avanti per un po' alla stazione marittima. Noi abbiamo colto alcune voci, tra cui quella proprio dello stesso festeggiato Zeno D'Agostino e poi anche qualche lavoratore portuale che si è dimostrato anche particolarmente commosso ai nostri microfoni. Vediamo. Zeno D'Agostino tra gli appuntamenti di commiato dal suo incarico, questo forse è quello che sente di più. Sì, è vero, quello che sento di più perché mi sento, se possibile, mi sento uno di loro. Torno a dire se possibile, perché poi è chiaro, i ruoli sono diversi e a volte ci si vede anche poco ogni tanto, però io insomma non è che ho iniziato facendo chissà che, ho iniziato anch'io dal basso e quindi quando vedo persone belle, perché sono persone belle dentro, mi emoziono e mi commuovo, poi oggi ancora di più. Perché ringrazia Zeno D'Agostino? Ma perché è una persona abbastanza comune come che siamo noi, non è difficile parlare con lui, ecco. Anche se tante volte sta difficile, ma è il suo ruolo, per cui noi abbiamo il nostro e lui è il suo, ma a mio parere come tanti che ha fatto bene. Perché ha fatto del bene al porto di Trieste e non solo. Sabato 1 luglio 1972, sono 52 anni. Perché ringrazia Zeno D'Agostino? Perché ci ha fatto rinascere, ci ha fatto riconoscere, ci ha fatto conoscere nuovamente il mondo. Zeno ha fatto 9 anni belli tesi e tirati e adesso vuole un attimino rallentare, stare con la sua famiglia. Me lo merito io, ma se lo merita anche la mia famiglia e quindi adesso chiaramente a parte i giorni, come insomma questi giorni sono abbastanza pesanti, cioè provanti, però insomma tra un po' sarò un po' più rilassato, per qualche mese mi sa che me ne sto tranquillo.
Allora, torniamo ancora per qualche istante a leggere il giornale. Qui siamo sul Corriere della Sera e si parla ancora del redditometro, era sulle prime pagine un po' di tutti i quotidiani. Il dietrofront sul redditometro, Meloni sospeso il decreto, la Premier incontrato il viceministro, approfondimenti, le opposizioni un pasticcio, attaccano. Piano casa, semplificazioni sul tavolo del governo. Ancora sempre sul Corriere della Sera, vertice d'urgenza a Palazzo Chigi, la strada stretta per rimediare al passo falso di Leo, pressing di Salvini e Tajani per l'abrogazione addirittura. Quindi andiamo avanti, giusto fermare tutto, noi siamo per un fisco amico e collaborativo, dice Lupi, noi e Forza Italia progetto credibile se andremo oltre il 9%. Ancora vediamo il sondaggio di Nando Pagnoncelli, qui l'abbiamo già visto anche in prima pagina, Fratelli d'Italia cala al 26,5%, il PD sale al 22,5%, Forza Italia e Lega crescono, scendono i 5 Stelle, insomma questo il sondaggio a 2 settimane dal voto. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra poco. Bentornati in diretta, ancora in diretta Sveglia Trieste, 7:33 in questo 23 maggio. Allora andiamo a leggere ancora i giornali, siamo nelle pagine internazionali del piccolo Stato palestinese, 3 sì al riconoscimento, arrivano da Spagna, Norvegia e Irlanda, Israele ritira gli ambasciatori, Hamas celebra la vittoria della resistenza. Questa è la situazione, manterremo la promessa, quella di eliminare Israele, la guida suprema iraniana minaccia. Poi ancora gli USA accusano la Russia, manda armi nello spazio, il Cremlino nega e dice di agire in conformità alle regole del diritto internazionale e avanza la proposta di mutare i confini sul Mar Baltico con Finlandia e Lituania. Ancora Bruxelles dedica a Navalny le nuove sanzioni verso Mosca, posizioni lontane sul 14° pacchetto. Qui torniamo appunto sulla decisione dei governi, controlli fino a dicembre, presidi confermati ai confini a partire da quelli fra Italia e Slovenia, e qualche preoccupazione c'è già anche proprio per la stagione estiva e possibili disagi per i vacanzieri in viaggio verso in particolare le coste dell'Istria. Lo sappiamo già, i disagi sono molto presenti anche in assenza dei controlli. Secondo giorno a Tirana per la delegazione regionale guidata da Fedriga, fornitura di idrogeno verde, confronto aperto Friuli Venezia Giulia, Albania. Torniamo invece alla cronaca, la cronaca della nostra città. Ieri ci siamo occupati del caso dei ragazzini della scuola media Bergamas, derubati, rapinati 2 ragazzini giovanissimi all'uscita da scuola, alla media Bergamas da una baby gang, da loro coetanei. Rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. Minacciati e rapinati all'uscita da scuola. L'ennesimo caso violento di Trieste stavolta vede come vittime dei ragazzini della scuola media Bergamas, avvicinati da 3 stranieri poco più grandi ma anch'essi minorenni. I 2 ragazzini erano appena usciti dall'edificio nel primo pomeriggio di lunedì. Proprio sul piazzale di Via dell'Istria le vittime sono state accerchiate dai 3 aggressori che hanno chiesto loro dei soldi. I giovanissimi non avevano granché con sé, ma sotto minaccia hanno consegnato le poche monete che tenevano in tasca, oltre a delle pizzette che stavano mangiando per pranzo. Poi gli stranieri sono fuggiti via. I carabinieri confermano che una denuncia è pervenuta dai genitori di uno dei 2 ragazzini rapinati, ma dal tantam dei social sembrano emergere altri episodi di rapina attribuiti agli stessi autori prima del blitz fuori dalla scuola. Secondo indiscrezioni, pare che i 3 giovani stranieri avessero aggredito e rapinato altri 3 ragazzini della scuola Bergamas nei pressi del Burlo Garofolo. Le vittime avrebbero subito minacce, spintoni e schiaffi, ma per questo episodio non sono ancora pervenute denunce.
Questa è la notizia. Allora torniamo a leggere il giornale. Servizi, tecnologia, neoassunti, primi 50 anni di INSIEL, sono le pagine del Piccolo, la ricorrenza celebrata al Generali Convention Center di Trieste e poi il referendum CGIL per il lavoro, no a precarietà e infortuni, migliaia le firme raccolte pure da Trieste e Udine, obiettivo 800.000. Questa è la campagna della CGIL contro la precarietà e gli infortuni che rappresentano un'emergenza anche in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere il sito di Trieste prima con questa notizia: 2 kg di hashish destinati alla piazza locale, arrestati 3 triestini. E allora proprio su questo argomento rivediamo il nostro servizio. Sequestrati 2 kg di hashish destinati allo spaccio nelle piazze, 3 triestini sono finiti in manette, confiscati anche migliaia di euro in banconote. È l'esito dell'operazione della polizia locale. Il blitz degli agenti che ha permesso di intercettare il carico di droga agli spacciatori è avvenuto venerdì mattina scorso nel complesso Ater che sorge su via Cumano. Gli investigatori stavano attenzionando da tempo 2 dei 3 spacciatori. Gli operatori del nucleo giudiziario della polizia locale erano appostati nella zona, attendevano l'arrivo di 2 triestini di 63 e 52 anni e infatti questi si sono incontrati nei pressi di un garage per riporre dei pacchi sospetti nel bagagliaio di un'auto, il tutto sotto la lente degli investigatori che assistevano alla scena. Poi i 2 se ne sono andati prendendo direzioni diverse, ma solo per tornare alcune ore dopo assieme a un'altra persona. È il terzo spacciatore che mancava all'appello, un triestino di 53 anni. Quindi è avvenuto lo scambio e il 53enne ha ricevuto dai complici 2 pacchetti prelevati dall'auto che custodiva l'intero carico di droga. A quel punto è scattato il blitz degli investigatori che hanno identificato il 53enne e sequestrati 2 panetti di hashish appena consegnati, circa 250 grammi. All'interno del veicolo ecco un altro chilo e mezzo di droga suddiviso in vari panetti da un etto ciascuno. Successivamente gli inquirenti hanno controllato l'abitazione dello spacciatore 63enne. In casa conservava altri 2 etti di hashish. I 3 spacciatori sono stati arrestati. Allora torniamo sul giornale, siamo al Corriere della Sera. Madrid, Dublino e Oslo insieme riconoscono lo Stato palestinese, divisa l'Unione Europea. Netanyahu richiama gli ambasciatori, premio al terrorismo. Dice il governo e le opposizioni, Roma si smarca, mossa che crea nuova tensione, sì di PD e 5 Stelle. Vediamo anche la Spagna, per Sanchez un impegno mantenuto ma Vox insorge. Andiamo ancora avanti, sempre sul Corriere della Sera, nelle pagine internazionali in primo piano l'Iran, Teheran, l'addio del popolo a Raisi, la guida suprema Khamenei e i suoi alleati ai funerali del presidente. C'è anche Anie, morte a Israele, dice. Ancora Forti riabbraccia la madre, sono qui per te, sotto casa i sostenitori, l'uomo condotto a Trento dalla polizia penitenziaria per Chico Forti. Dalla lista Toti, soldi al conto di Cozzani, ancora un approfondimento sul caso Liguria, oggi l'interrogatorio del governatore, sospetti su 27.000 euro all'ex capo di gabinetto, Fontana attacca l'inchiesta. Andiamo ancora avanti, mi tingo i capelli, dimagrirò, la politica riscopre il rito del fioretto, il PD Bonaccini a dieta per un seggio, il calendario Richetti, il calendiano Richetti, in caso di sconfitta mi faccio rosso. Qui vediamo alcune buffe immagini insomma di questo articolo di colore sulle prossime elezioni. L'azzardo a sorpresa di Sunak, invece il premier inglese, Regno Unito al voto il 4 luglio, i laboristi avanti di 20 punti ma il premier Tory spera di sfruttare la ripresa economica. India, Adani nei guai, la truffa inquinante del magnate verde e anche l'ex amico Modi lo attacca. Poi ancora un breve video, non posso dire altro, Cina fuori dal carcere ma non libera la reporter del Covid. Andiamo ancora avanti, le armi, la droga e gli attentati, l'arresto di Boyun, boss e terrorista, l'inchiesta milanese, il turco fermato con 19 complici, l'abbiamo visto prima in prima pagina,
omicidi e traffici gestiti dall'Italia. Incidente nel cantiere della metro, operaio muore schiacciato a Napoli, altri 2 feriti. Terremoto, dal governo 500 milioni, aiuti a chi lascerà i Campi Flegrei. Il ministro Musumeci: chi ha scelto quella zona sapeva dei rischi, verifiche su 1200 case. Abbiamo visto nei giorni scorsi proprio il terremoto che ha spaventato tanti residenti della zona. Fondazione Milano Cortina, inchiesta bis sulle assunzioni, sequestrati i dati dei badge. Olimpiadi, 380 dipendenti, nomi a confronto con gli accessi reali. Vediamo ancora Siul, influencer colpita al petto e in fin di vita, fermato il marito. Biella, la vittima al 118, sono caduta. La procura è un tentato omicidio, una brutta storia. In passato lei lo aveva denunciato, alle amiche aveva confidato la grave crisi di coppia. Ancora vediamo sempre sul Corriere della Sera la storia: il portiere morto nel 96, Giuliano fu lasciato solo, parla la moglie, mi chiese di non dire mai dell'AIDS a nostra figlia. L'ex moglie di Giuliani, anche al funerale nessuno dei suoi compagni si presentò. Vediamo sempre sul Corriere un'intervista al personaggio, a Bruno Vespa: se fossi stato di sinistra avrei avuto una carriera più facile, le voci su Mussolini mio papà, ho fatto i conti, non tornano. Poi l'Italia in giro, vediamo qui il Brindisi dei Colli, il giro attraversa la zona del Prosecco, vino di successo mondiale, e Padova accoglie la corsa nella scenografia di Prato della Valle. Torniamo sul piccolo per le notizie che interessano la sanità, in particolare della nostra città. 2 giorni in piazza per i consultori. Qui vediamo la foto di una recente manifestazione, una protesta proprio per i consultori a San Giacomo, e proprio San Giacomo sarà uno dei 2 teatri di queste manifestazioni organizzate proprio a sostegno dei consultori pubblici. Rivediamo insieme il nostro servizio. 2 giorni di lotta e partecipazione collettiva per i consultori pubblici. A Trieste il Comitato Cittadino, Non Una di Meno, e la Rete Nazionale aderiscono alla mobilitazione in tutta Italia e scendono in piazza venerdì 24 e sabato 25 maggio. Le iniziative sono state presentate oggi nel 46esimo anniversario della legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Il giorno 24, venerdì 24, dalle 14:30 ci sarà un presidio, un flash mob che partirà dal consultorio di Valmaura e raggiungerà quello di Roiano. Il giorno dopo, il sabato, durante la mattinata verranno fatti dei volantinaggi per informare la cittadinanza su questa iniziativa. Alla protesta nazionale contro il previsto potenziamento della presenza nei consultori delle associazioni antiabortiste si aggiungono i temi locali delle conseguenze dell'accorpamento di 2 consultori su 4 e delle sedi attuali triestine non adeguate alla domanda. Il pomeriggio di sabato 25 dalle ore 16 alle ore 23 in campo San Giacomo si svolgeranno tutta una serie di iniziative che riportano come un consultorio fuori nella piazza. Ci saranno dei tavoli e dei gruppi di lavoro, dei laboratori che riguarderanno l'interruzione volontaria di gravidanza con tutta una serie di informazioni, la salute, la cura delle donne, del corpo femminile, che riguarda dalla maternità alla contraccezione alla menopausa. Ci saranno dei laboratori creativi. Allora, ancora avanti sulle pagine del piccolo di Gorizia e Monfalcone, qui siamo sulla pagina proprio di Gorizia, dal tunnel buio a risorsa per Go25 e la seconda vita di Galleria Bombi. Previsti il consolidamento della volta e l'allestimento di spazi per mostre, messi al bando moto e scooter. Questa è la rinascita di Galleria Bombi che poi avevamo visto negli anni. Ecco qui un altro articolo, insomma,
nel preda del degrado, anche ricovero per migranti in alcuni periodi del passato. In arrivo dalla Dote Famiglia 90.000 euro di aiuti ai genitori, invece questa è la notizia sempre che riguarda Gorizia. Andiamo rapidamente alle pagine di Monfalcone. La Eco Energy accelera sul progetto all'Isert, la parola dal territorio, pubblicato l'avviso per le eventuali osservazioni, ci sono 30 giorni di tempo, in ballo la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi. Dunque ancora avanti combustibile ricavato da scarti grazie a un sistema di trituratori. Cambia il volto di Largo Isonzo, sempre a Monfalcone, al via anche la nuova area sportiva, aperto il cantiere a ridosso di quelli della primaria Cuzzi e della ciclabile, a breve lavori in via Natisone. Le tappe del Comitato del Rione per dare voce agli abitanti. L'altra sera nel giardino di via dell'Istria il primo incontro itinerante. E qui vediamo invece Ronchi che ha il nuovo stemma con il gonfalone e bandiera concessi da Mattarella, e vediamo il sindaco che espone il documento. Allora, noi ieri invece ci siamo occupati, abbiamo parlato prima anche del prossimo raduno dei Fanti a partire da domani fino a domenica, e ieri ci sono state a San Giusto delle operazioni per così dire preliminari proprio a questo importante raduno. In particolare hanno interessato il campanile della cattedrale. Allora rivediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. Chissà cosa avrà pensato chi nel primo pomeriggio avrà visto un'uscita dei vigili del fuoco arrivare a San Giusto ed utilizzare la scala per raggiungere una delle finestre del campanile. Come minimo che fosse necessario mettere in sicurezza il davanzale o il cornicione, magari in seguito alle piogge degli ultimi giorni, considerata anche la vetustà della struttura. Per fortuna niente di tutto questo. L'intervento dei vigili del fuoco, avvenuto in 2 tempi ravvicinati, altro non è stato se non una prova per il ruolo che il campanile di San Giusto ricoprirà in occasione del raduno dei Fanti a Trieste dal 24 al 26 maggio prossimi. Venerdì mattina dal mare giungerà a Trieste un enorme tricolore, lunghezza 12 metri, larghezza 2, che sarà srotolato in Piazza Unità da marinai e bersaglieri. E verrà portato fino al tutto Piazza Unità. Speriamo di un'affluenza del pubblico e delle scuole soprattutto, no? Che i bambini, i ragazzi comincino a vedere e capire. Dopodiché questo tricolore verrà arrotolato, verrà portato con un mezzo della Capitaneria del Porto e della scorta della Polizia Locale, verrà portato a San Giusto, che a San Giusto verrà accolto dai militari effettivi dell'82esimo Reggimento Torino e verrà consegnato ai Vigili del Fuoco che saranno sulla torre campanaria il tricolore. Allora, torniamo a leggere ancora i giornali. Abbiamo già visto il presidio in Piazzale Europa, gli studenti pro Gaza occupano con le tende l'ingresso dell'Ateneo, l'Assemblea per la Palestina vuole il boicottaggio di Israele, mentre il rettore di Lenarda ha risposto chiudere i rapporti danneggia la pace, tende e striscioni per la Palestina, qualche termos di caffè, gli impermeabili per proteggersi dalla pioggia. Da martedì sera una ventina di studenti appartenenti al movimento Assemblea per la Palestina si è accampata di fronte alla sede centrale dell'Ateneo in Piazzale Europa. Rimarremo qui a oltranza, rispondono a chi domanda loro quanto abbiano intenzione di restare. Questa è appunto la notizia che abbiamo anche già visto prima, la stiamo approfondendo ora. Il motivo della protesta va ricercato negli sviluppi degli ultimi giorni. Ancora qualche settimana fa i rappresentanti di Assemblea per la Palestina avevano chiesto al Senato accademico di discutere una mozione da loro stessi preparata in cui si chiedeva la sospensione di ogni collaborazione dell'Ateneo con Israele. Martedì, durante lo svolgimento della seduta del Senato accademico, c'è stato un incontro fra il rettore di Lenarda e gli studenti che avevano organizzato il presidio. E gli studenti protestano perché, dicono, il rettore non solo si è rifiutato di riconoscere il genocidio in corso nella striscia di Gaza, ma ha rigettato fermamente tutte le nostre richieste, quindi probabilmente rimarranno a oltranza, insomma,
presidiare l'ingresso di Piazzale Europa. Allora, spostiamoci ora nelle pagine della cultura del Piccolo, I miei Balcani. Angelo Floramo racconta: una terra di popoli, frontiere e utopie sono una condizione dello spirito. Oggi la presentazione a San Daniele, poi ancora Il faro della musica tra le stelle con Sollima, Lugansky e Melnikov, la rassegna dal 7 al 18 settembre, il festival Il faro della musica riaccende i riflettori appunto su questo festival importante. Si parla anche qui, se ne è parlato molto in tanti telegiornali, Conti, Medio Man a Sanremo, sarà conduttore e direttore artistico per le edizioni 25 e 26, professionale impeccabile, abbronzato, ne ha alle spalle già 3 di Sanremo appunto. Elezioni europee, scoperte dell'America sono le prime date che Esplora e Storia, la grande manifestazione goriziana, al via oggi la rassegna di Gorizia. Comincia oggi la 20ª edizione di Storia, che quest'anno ha per titolo Date. Da domani a domenica l'iniziativa vivrà i momenti più intensi, ma già nella giornata odierna comincia il calendario degli appuntamenti. Al Trgovskij Dom di Gorizia per le 16 è fissato l'incontro Mostar a Mogadiscio 30 anni dopo. 94-2004, un approfondimento sui 30 anni di 2 stragi, appunto quella di Mostar in cui persero la vita, lo ricordiamo, gli inviati Rai Marco Lucchetta, Alessandro Otta e Dario D'Angelo, e quella di Mogadiscio di poche settimane dopo con la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Si confronteranno sul tema Fabiana Martini, portavoce regionale di Articolo 21, e Cristiano Degano, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Sempre il Trgovskij Dom ospiterà l'evento dalle 17 con Francesco Trevisan e Paolo Feltrin, che parleranno delle imminenti elezioni europee, quello delle 18, sul tema 1492, l'anno in cui Cristoforo Colombo scoprì l'America con le sue 3 caravelle. Quindi questi importanti appuntamenti ci fa sapere Alex Pessotto sul Piccolo nell'edizione di Gorizia, nelle pagine della cultura. Oggi a Gorizia in mostra le opere di Crali, ancora eccezionalmente la mostra Tullio Crali, una vita per il futurismo, allestita a Gorizia negli spazi del Museo di Santa Chiara. Questa settimana apre pure il giovedì, oggi quindi la si potrà vedere dalle 10 alle 13, dalle 15:30 alle 19:30, sempre con ingresso gratuito, anche questa una bella occasione. Mentre a Monfalcone nasce il Festival di Pietrarossa, 3 giorni a tutta natura, prima edizione al via domani pomeriggio nel centro visite situato in zona Carsica, appunto in zona Pietrarossa, il centro visite vicino all'omonimo lago. Cambiamo pagine e torniamo invece nell'edizione triestina appunto del Piccolo. Abbiamo visto prima alcuni dei progetti che si preparano prossimamente. Oggi si parla in 7ª circoscrizione sui progetti del Parco di Servola, e poi si parlerà anche di barriere acustiche invece a Barcola. C'è una delibera comunale dal titolo molto lungo, un po' esoterico, scrive Massimo Greco sul Piccolo, che in sostanza punta a coordinare le politiche urbanistiche dell'autorità portuale e del municipio riguardo i 6 progetti finanziati dal PNRR alla Torre del Lloyd con 180 milioni di euro. Di questi 6 progetti, quelli che in maniera più diretta impattano sulla cittadinanza sono 2: la realizzazione appunto di un nuovo parco urbano a Servola, qui vediamo l'immagine del crollo, della demolizione insomma delle torri, diciamo così, della ferriera dell'area a caldo, e poi anche quindi in connessione anche alla strada alla stradale, alla grande viabilità triestina, e questa sarà sicuramente di grande impatto e se ne parla in 7ª circoscrizione. Poi ancora questi 2 interventi: gli uffici dell'urbanistica guidati da Eddie Della Betta hanno
aggiunto una prescrizione fuori zona che riguarda interventi di mitigazione e compensazione acustica, quindi barriere acustiche, lungo i binari, specialmente nell'area Barcola-Grignano, onde limitare gli effetti del previsto incremento di traffico ferroviario sulla Trieste-Monfalcone. Questo complesso di temi andrà stasera con la partecipazione dell'assessore Babuderi in 7ª circoscrizione, quella più toccata, per approdare successivamente in giunta il 3 giugno e in consiglio il giorno 10, sempre del mese di giugno. Andiamo rapidamente alle pagine dello sport, abbiamo ancora qualche istante. Allora, Trieste in 6.000 a fare il tifo per sognare. Domani la gara 3 a Valmaura contro Forlì. La vittoria garantirebbe la finale. In un mese la metamorfosi biancorossa. Qui vediamo il successo appunto della pallacanestro Trieste in gara 2. Allora andiamo a rivedere il nostro servizio, quello realizzato appunto dal nostro Bernardo Gulotta proprio sulla vittoria del pallacanestro Trieste, ma poi vedremo di collegarci invece anche con il nostro Marco Stabile, che vedevo già pronto per il collegamento. Fatemi sapere appunto se c'è la possibilità del collegamento. Allora sì, vedo che sono pronti i colleghi per collegarci, credo dalla scuola Bergamas. Sì. Ne abbiamo Aspetta, parlato prima. Anche nel nostro telegiornale, appunto, con un servizio dedicato a questo brutto episodio di cronaca con 2 ragazzini, 2 studenti della scuola Bergamas rapinati proprio all'uscita della scuola da loro coetanei, da una cosiddetta baby gang, e il nostro Marco Stabile è sul posto questa mattina. Allora vediamo se è in collegamento con noi. Buongiorno Marco, a te la linea. Sì, Laura, siamo proprio all'ingresso della scuola Bergamas. Ovviamente non facciamo vedere i ragazzi perché sono minorenni, ma chiaramente è cresciuta la preoccupazione per questa baby gang all'opera a San Giacomo, che preoccupa all'uscita di scuola, che preoccupa nel rione, perché i ragazzi vengono avvicinati, derubati, spintonati. Insomma, le segnalazioni su Tele4 si sono trasformate in realtà di fatto anche con i servizi che abbiamo visto. C'è una signora, una mamma, che ci racconterà un po' della situazione. Ovviamente non li inquadriamo il viso per mantenere l'anonimato della persona, che vuole raccontarci un po' quello che sta succedendo. Aiutami Alessandro, abbassiamo la telecamera o andiamo poi sul traffico. Signora, lei ha insomma una ragazza che va qui a scuola e vuole raccontarci quello che sta succedendo. Sì, purtroppo la situazione a San Giacomo in sé è degenerata e peggiorata, e ci sono tante baby gang di varie etnie, diciamo, chiamiamole così, e purtroppo adesso si sentono ogni giorno violenze eccetera nei confronti dei nostri ragazzi, sia fuori scuola, sia in campo San Giacomo, sia in via Rivalto e varie zone della città, Giardino di via Montecchi, e adesso sta diventando tutto molto molto pesante, anche perché sti ragazzi vengono derubati anche di 40 centesimi cioè proprio ci provano sempre, diciamo così, ma la cosa più pericolosa è che poi si innesca la violenza. Certo, so di ragazzini che sono stati picchiati, presi a pugni in testa e trascinati fino al giardino di via Montecchi, presi a calci e pugni e coltelli eccetera. Adesso basta. Finora abbiamo, tra virgolette, subito, adesso è il caso di darsi una svegliata a tutti quanti. Ecco, da quello che ho capito però i carabinieri, che tra l'altro sono qui vicino, sono stati informati. Sì, ieri c'era una pattuglia della polizia alle 14 quando i ragazzi sono usciti. Vedremo se continueranno almeno per il momento a sorvegliare un po' la zona, almeno dalla Bergamas ai Salesiani, dove succedono sti fatti, e spero che qualcuno appunto si svegli. Certo, ovviamente da mamma è molto preoccupata. Sì, mia figlia non la faccio uscire praticamente più. Questo è. Purtroppo è pericoloso. Prendono di mira tutti. Ho sentito anche qualche adulto, se non gli dai una sigaretta, se non gli dai l'euro, quindi basta. Tutti ragazzi minorenni, tra l'altro. Sì, sono tutti minorenni.
e credo anche sotto i 14 qualcuno, parliamo di 12 anni, 13, ecco. Bene, quindi una situazione, sempre mantenendo l'anonimato, mi sposto io signora, vado da questa parte qua, per far capire insomma quello che sta succedendo a San Giacomo, perché queste parole ci fanno capire come si tratti di una situazione grave, pericolosa, che riguarda l'incolumità dei ragazzi che vengono a scuola, che girano nel rione, ma anche di persone potenzialmente adulte, anziane, che possono essere prese di mira e sbattute a terra, magari solo per qualche euro. A te la linea, Laura. Grazie Marco Stabile. Questa è la situazione dunque nel rione di San Giacomo, che torneremo sicuramente ad approfondire. Ora dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi. Si prova, basta. Ok. Ah, ecco, quindi entra, ok. Bentornati in diretta, bentornati, e siamo in compagnia di Dejan Tic, che è coordinatore locale di Italia Viva, nonché consigliere comunale della lista Bussani a Muggia. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura e un saluto a tutti i telespettatori di Tele4. Grazie di essere qui. Allora avremo modo sicuramente di parlare sia dell'attività politica di Italia Viva in vista proprio dell'appuntamento delle europee, sia delle ultime dal Consiglio Comunale di Muggia, perché anche qua ci sono diverse novità, ma ci torniamo a collegare con il nostro Marco Stabile da San Giacomo per gli aggiornamenti su questa brutta storia. L'ha seguita anche il nostro ospite, gli alunni della Bergamas rapinati fuori dalla scuola. Allora nuovamente a te la linea Marco, ci sono delle novità? Sì Laura, abbiamo sentito di quello che denunciano le mamme: pestaggi, rapine, furti, avvicinamenti anche di anziani da parte di questi ragazzi minorenni stranieri che frequentano il rione. È stata allertata anche l'assessore comunale alla sicurezza De Gavardo, che pare abbia garantito la presenza di pattuglie, in particolare all'uscita di scuola all'ora di pranzo. Ma c'è un'altra cosa veramente inquietante. Le mamme hanno dato vita a un vero e proprio vademecum per ragazzini e ragazzine per andare a scuola. Cosa significa? Significa niente scarpe di marca, niente giubbotti di marca o vistosi, nulla che possa attirare l'attenzione. In particolare non utilizzare il cellulare, lo smartphone all'uscita di scuola, perché questi sono i tre elementi che attirano l'attenzione delle baby gang, che poi tentano di rubarli anche con la forza. Quindi non mostrare il cellulare, no scarpe, sneakers di marca, no giubbotti belli, vistosi, griffati. Queste le tre cose che vanno assolutamente evitate. A Trieste onestamente non lo avevamo mai sentito. Si tratta di chiaramente un modo delle mamme di difendere i propri figli. C'è chi magari riceve in regalo a Natale lo smartwatch, ma gli si dice non metterlo a scuola. C'è chi ha un cellulare magari anche di un certo costo, ma non deve assolutamente esibirlo per non attirare sguardi indiscreti di questi ragazzi che fanno proprio dell'abbigliamento e dei cellulari
i loro punti di riferimento per i furti, i loro obiettivi per i loro raid qui a San Giacomo. Devo dire che era qualcosa che non avevo mai sentito. Le mamme si sono organizzate quantomeno così per difendere i propri ragazzi e ragazze. Volevo aggiungere questa cosa perché mi sembrava insomma quanto mai significativa. Infatti un fenomeno che magari possiamo aver sentito a Roma o Milano, però a Trieste è assolutamente un inedito. Grazie a Marco Stabile per questo collegamento, torneremo naturalmente a collegarci nel corso della trasmissione. Cosa ne pensa dei Antic di questi fenomeni che si stanno intensificando all'interno della nostra città e della nostra zona? Penso che intanto tutto quanto che avviene intorno alla scuola è una cosa da attenzionare, da approfondire. Cioè, la questione è che la scuola deve essere il primo motore di coesione e di avvicinamento anche di persone diverse, di etnie diverse, di nazionalità diverse. Lo vediamo a Monfalcone che c'è un dibattito molto grande sulle scuole anche elementari che hanno un numero di studenti stranieri molto alto, addirittura la maggioranza. Ecco, qui si pone un problema di convivenza. Abbiamo famiglie, genitori, figli italiani che hanno questi incontri con invece gruppi baby gang anche straniere che fanno magari capannello e che questo non è un buon segno di integrazione e di coesione tra le varie parti. Poi San Giacomo, sappiamo, è un quartiere come altri anche in città, ma soprattutto San Giacomo in cui c'è anche una componente straniera forte. Però qui in Italia bisogna lavorare sull'integrazione a partire dalla scuola. Lì sono i luoghi in cui i ragazzi, cercando di combinare le classi in modo funzionale, in un equilibrio tra stranieri e italiani, qui a Trieste possiamo ancora farlo, a Monfalcone hanno più difficoltà perché i numeri sono diversi, ci sono veramente quartieri in cui ci sono tantissimi stranieri anche di origine musulmana, però questo è necessario, altrimenti i ragazzi italiani vengono anche minacciati. Ho sentito anche appunto che ci sono state delle minacce, quasi con delle armi, con dei coltelli, esatto. Infatti. E questo davanti a scuola, poi insomma questa cosa non può continuare. Poi il vademecum veramente fa impressione, perché se bisogna arrivare a questo livello di allerta, di addirittura capire come andare vestiti a scuola e temere per la propria incolumità, ecco, mi sembra che la situazione non sia per nulla così, non sia per nulla incoraggiante. Assolutamente. Allora sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Lucarella, a lei e al suo ospite. Buongiorno. Mi meraviglio quello che sta dicendo il suo ospite, che la scuola è un posto di integrazione. Intanto quei ragazzini che hanno rapinato quei bambini nostri erano fuori della scuola che li aspettavano, non dei studenti, e quindi non vanno neanche a scuola. Qui è da prendere in considerazione le comunità che li ospitano. Hanno degli orari, sono controllati o prendono solo 135 euro al giorno per i minori non accompagnati? Se andiamo avanti da questo punto non parleremo neanche più italiano, saremo tutti diventati delle persone asiatiche. Mi dispiace per il suo ospite, ma si è espresso, è una persona che veramente mi è simpatica, ma in questo momento si è espresso proprio in maniera sbagliata. La scuola è integrazione quando gli alunni sono a contatto nel banco a scuola, non che li aspettano fuori dalla scuola. Esatto, infatti, ma credo fosse proprio questo il messaggio che intendeva esprimere, no? Cioè la scuola deve essere luogo di integrazione, no? Anche perché ma se non vanno a scuola... perché questo non so, signora, se questi ragazzi non vanno a scuola. Infatti, però dovrebbero andarci, no? All'età che hanno questi Io credo che bambini, questi ragazzi che hanno minacciato erano poco più grandi dei ragazzi delle medie, quindi presumibilmente in età di scuole superiori. Esatto. Quindi non erano a scuola e non vanno alle superiori. È una vergogna come si sta comportando lo Stato italiano. Io dico la sincera verità, ho votato per Fratelli d'Italia, ma giuro che non vado neanche più a votare perché non si può uscire. E poi, se i nostri ragazzi non possono vestirsi come vogliono, perché loro
hanno le bambine vestite in maniera come vogliono loro, col velo, e i nostri non possono mettere le scarpe, lo zainetto e il telefono, ma siamo impazziti. Hanno ragione se sono loro che ci fanno integrare, visto che questo è il messaggio che passa. Capito, capito, il discorso della signora che insomma ha anche un sentire comune, sì, no? però non Spesso, capisco, però... non riesco a cogliere qual è la soluzione che la signora propone, cioè di fronte al problema, quale può essere la soluzione? Questi ragazzi non so se vanno a scuola o no, sicuramente sappiamo, alcuni infatti. magari hanno anche finito la scuola dell'obbligo e magari però qual è la soluzione se non cercare di riportare questi ragazzi in un percorso di formazione e per andare poi a imparare la lingua italiana, a non isolarsi, a non ghettizzarsi, perché il problema è anche che abbiamo visto, la Germania ha attuato una politica chiara: chi viene in Germania deve attuare un percorso formativo molto rigido, molto severo, deve imparare il tedesco, deve integrarsi innanzitutto con la lingua. Qui in Italia, anche qua a Trieste, abbiamo ancora difficoltà, un po' per i numeri perché sono molto alti, ma un po' anche per le strutture ricettive. Abbiamo bisogno di persone che inizino a imparare l'italiano, ad avvicinarsi a fare un lavoro, perché anche non possiamo, parlavo con un consigliere, un mio collega ieri che è andato a Barcellona e gli diceva che appunto tutti gli stranieri che lui vede lavorano, qui abbiamo ancora dei numeri in cui abbiamo persone che ancora vediamo in città, ma non per colpa loro, ma perché mancano proprio le strutture per farli formare. Questo è, perché altrimenti si creeranno quei ghetti e si creerà anche quell'odio, quell'astio sociale che poi porta a questi fenomeni anche criminali. Chiaro, allora una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, pronto? Fischio c'è ma non sentiamo la persona, vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata magari più avanti. La signora diceva, tra le tante cose che ha detto, insomma anche preoccupata per il fenomeno di cui stavamo parlando, però ha detto io non andrò neanche più a votare, no? E c'è un po' il rischio in vista delle elezioni europee che ci sia questa disaffezione del voto che è un po' un trend, no? Che sta andando avanti da un po' di tempo. Allora, a livello comunale, a livello regionale noi abbiamo già visto, l'astensione è più o meno intorno al 50%, a livello nazionale siamo poco sotto, siamo un po' sopra il 64% di affluenza alle ultime politiche. E il problema è che appunto se la democrazia inizia a non essere più sostenuta con il voto dalla maggioranza dei cittadini, questo è un tema, apre un tema. Io invito la signora ad andare a leggere i programmi elettorali dei vari partiti, anche del programma elettorale della lista che rappresento, Stati Uniti d'Europa, perché comunque gli unici contenitori, gli unici luoghi in cui comunque ancora la democrazia riesce ad esprimersi sono le elezioni e sono i partiti politici che si candidano e che presentano dei programmi elettorali, e poi le istituzioni, e che quindi ambiscono a prendere parte alle istituzioni. Questo è quello che suggerisco di fare, perché l'alternativa penso che sia peggio. Ecco. Allora, vediamo se riusciamo a sentire la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Paolo da Muggia. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire soltanto due cose. Prego. Allora, innanzitutto, come mai questi minori in automatico non vengono con i propri documenti e vengono già stracciati al momento dell'entrata in Italia e risultano tutti quanti senza documenti? Possono diventare delle cellule dormienti questi qui. In automatico, se verrà fatto qualche attentato, a chi daremo la colpa? Alla destra o alla sinistra? Alla Chiesa o ad altri? Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità dopo, in automatico. Questo me lo disse ancora una volta quando era ancora vivo mio padre, che era stato fatto ostaggio in Iraq. Di conseguenza la politica non risolverà mai niente. Questa è una politica proprio fasullia. Arrivederci. Questo insomma voleva dire il nostro telespettatore Paolo da Muggia. La questione dei documenti è spesso insomma al centro anche delle proteste, delle segnalazioni dei nostri telespettatori, no? Torno sul punto. Noi guardiamo la causa, no? Guardiamo, ok, arrivano senza documenti, non raccontiamo, non cerchiamo mai la soluzione. Cioè la questione è: questi ragazzi sono anche ragazzini giovanissimi, a molti minorenni anche dalla rotta balcanica, ci sono persone anche che fuggono rischiano di morire, cioè ci sono storie che raccontano di faide tra famiglie, anche in Pakistan ad esempio,
in cui proprio la famiglia invita il figlio, invita i figli o lo stesso figlio scappa perché rischia di morire. Poi non sappiamo se questi documenti vengono stracciati, vengono persi. Ci sono anche casi in cui gli vengono privati dei documenti lungo la rotta balcanica, lungo anche la tratta infernale africana. Ma il fatto è che quando loro arrivano qui devono identificarsi e il Ministero dell'Interno verifica insomma, dove vanno a fare il riconoscimento, verifica con lo Stato di provenienza se i dati corrispondono, se i riferimenti corrispondono. Non sempre è anche facile, perché in Pakistan anche l'anagrafe non funziona in modo capillare in tutto il territorio. Abbiamo dei paesi piccoli della campagna in cui le persone non sanno neanche, sanno a malapena l'anno in cui sono nate, non sanno neanche il mese e il giorno. Quindi ecco, rendiamoci conto che noi guardiamo sempre con la nostra lente, ma il problema è che queste persone arrivano dopo 2 anni di viaggio, rischiando appunto la morte sia durante il viaggio, ma avendo rischiato anche nel loro paese, e arrivano qui dichiarando appunto la loro storia e dichiarando i loro dati. Veramente io invito gli ascoltatori a capire che oltre alla critica del arrivano senza documenti, è da capire, ok, ma ti arriva una persona senza documenti e che cosa si fa? Non si può fare altro che identificarli, come anche la legge europea ce lo chiede. Insomma. Ecco, a proposito proprio di Europa e gestione delle migrazioni, è un tema caldo anche di questa campagna elettorale, no? Sono stati ieri prorogati di altri 6 mesi i controlli al confine, l'abbiamo visto, quindi si prefigura un'estate ancora di controlli in deroga a Schengen. Ci potranno essere anche delle difficoltà per chi banalmente va in vacanza, no? In Croazia o in Slovenia, ma non è soltanto questa insomma la questione. Quanto l'Europa dovrebbe fare, in che modo dovrebbe impegnarsi proprio per gestire al meglio questo tipo di fenomeni, perché si parla spesso, no, di questo tema, si dice l'Italia viene lasciata sola, è un po' così, cosa ne pensa a proposito? La questione è che allora, l'Unione Europea ha fatto una grande sfida, cioè quella di abbattere i confini fisici all'interno dell'Unione Europea. Con Schengen tantissimi paesi dell'Unione Europea hanno aderito a questa libera circolazione delle persone e delle merci. Io posso andare, domenica scorsa sono andato con un mio amico in Slovenia, carta d'identità in tasca con la bici e si può girare nei paesi dell'Unione Europea. È una cosa che nessun altro paese, nessun'altra area geografica al mondo ha, è una cosa unica, che però chiede anche una fiducia reciproca tra gli stati. E il problema è che quando si rimette in discussione Schengen, si rimettono i confini e i controlli, significa che forse anche la fiducia reciproca tra gli stati membri è un po' minore. Quante volte abbiamo sentito, e purtroppo anche la realtà ce lo testimonia, che i controlli, le registrazioni del paese di primo accesso dei migranti non sempre vengono fatti nei paesi di primo approdo. La Croazia non sempre fa questi controlli, idem la Slovenia. Quindi quando viene a mancare un po' questa fiducia, e c'è un po' anche quello di guardare il proprio recinto e la propria sicurezza, legittimo è, che però questo genera appunto questa maggiore attenzione dei singoli stati che iniziano a dire no, ma comunque i controlli ce li teniamo. Ricordo che ci sono anche controlli a tappeto tra Italia e Francia, che sono i due stati fondatori dell'Unione Europea e che in questo momento hanno anche lì rafforzato i controlli, anche per motivi poi di terrorismo. Anche dopo il 7 ottobre c'è stato lì scattato anche una maggiore forza. È tutto legittimo, ma che è un segnale che indica che forse anche la fiducia tra gli stati membri è un po' venuta meno in questi ultimi mesi. Sta venendo bene, insomma, anche per tutto lo scenario internazionale a cui faceva riferimento. Tornando invece agli argomenti della nostra città, della nostra zona, in realtà della regione, il signor Gianni ci scrive: serena giornata a lei e all'ospite, nonostante tutte le novene il Presidente del Porto se n'è andato, il dispiacere è unanime, ora non ci resta che sperare che arrivi un Presidente che continui la sua opera. In arrivo purtroppo la partenza della straordinaria signora Contessa, che ha saputo far risorgere il nostro Miramar dopo decenni d'abbandono. Chissà se almeno lei riusciremo a trattenerla e se le nostre preghiere saranno esaudite almeno questa volta, dice Gianni. Insomma, 2 figure importanti per la nostra area, no? Molto importanti, soprattutto perché sul porto ci sono tantissimi fondi europei che devono essere ancora messi a terra e ci sono tantissime opere di sviluppo del porto che entro il 2026 per i fondi PNRR devono essere spesi,
E Zeno D'Agostino quindi lascia sicuramente la scrivania con ancora tanto lavoro da fare, da mettere a terra, con un porto che ha visto una crescita in questi anni e ha visto un protagonismo di Trieste, un porto che ha visto anche affrontare la crisi del Mar Rosso e quindi anche un cambio di rotte dei container per via della circumnavigazione dell'Africa che alcune navi stanno facendo per evitare i problemi con gli Houthi. Però ecco, noi ad esempio sul territorio di Muggia stiamo seguendo, ieri abbiamo avuto anche un incontro insomma, per approfondire con gli altri consiglieri comunali, per approfondire il tema di Valle delle Noghere, perché allo stato attuale in Valle delle Noghere si sta disboscando l'area in cui adesso era cresciuto questo bosco spontaneamente, e quell'area doveva essere bonificata con i fondi PNRR, dovevano essere acquisite le aree e bonificate, le aree sono state acquisite tranne l'area ex Teseco, però il problema è che quest'area non verrà bonificata ma verrà cementificata con un grande parcheggio tir, e questo quindi noi come consiglieri stiamo interrogando da un po' di mesi l'autorità portuale, stiamo chiedendo al comune che sorvegli la questione perché non capiamo quale vuole essere lo sviluppo di quell'area anche in termini di posti di lavoro. E chiudo con una cosa, c'è una questione che l'abbiamo detta ieri, l'avvio del cantiere ha non poche ombre, nel senso che è stato avviato, non c'era una cartellonistica con l'indicazione di chi stava facendo i lavori, della data di inizio e data di fine. Questo cartello è stato adesso messo, ma ancora allo stato attuale non ha la data di fine lavori, non è indicato il responsabile di sicurezza, quell'area è altamente inquinata. Delle foto del consigliere Filippi, che è stato lì sul posto, ha testimoniato che gli operai lavoravano senza misure di sicurezza per lavorare su territori, su un terreno che ha anche fuoriuscite di amianto o di materiale molto inquinante. Questo siamo stati a chiedere ieri e questo continueremo a chiedere anche in Consiglio Comunale nel prossimo Consiglio, perché non è possibile che in un'area così ampia e così delicata questi lavori non abbiano questa chiarezza che noi chiediamo. Quindi come opposizione farete appunto un'iniziativa proprio all'interno del Consiglio Comunale? Assolutamente, sono già presenti due testi, due mozioni presentate da due consiglieri di minoranza, e quindi questo dibattito lo porteremo in Consiglio, perché le domande che avevamo posto già in fase di una autoconvocazione purtroppo non ci hanno dato risposte, in quanto avevamo chiesto la presenza di un rappresentante dell'autorità portuale, rappresentante che non era presente in Consiglio Comunale, quindi su quelle domande non c'è stata una risposta puntuale. Esauriente. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Oltre il fischio? No, non sentiamo la persona che ha il telefono, cerchiamo di recuperarla ancora una volta la telefonata. Allora, do il buongiorno a voi in studio, ci scrive Claudio Visintin, alla conduttrice Adei Antice. Sono Claudio Visintin, nel giornale di Tele4 ho sentito che sopra il centro commerciale a Montedoro a Muggia verrà costruito un centro sportivo, una cittadella per la Triestina. A che punto è il progetto e il Consiglio Comunale all'unanimità è d'accordo? Queste sono le domande di Claudio Visintin. Allora possiamo anche abbassare il fischio appunto in diretta, vediamo se poi riusciremo magari a parlare con il nostro telespettatore o telespettatrice, non lo so. Un altro grande tema che solleva Claudio, che saluto, riguarda questo progetto, questa ipotesi di progetto sul Montedoro. Un'altra vaso di Pandora, perché a fine gennaio il consigliere Fogara aveva fatto un'interrogazione chiedendo, perché c'erano delle voci che giravano in quell'area, chiedendo se erano vere, se c'era un fondamento di verità su delle voci che prevedevano la costruzione di un centro sportivo per la Triestina nella collina sopra Montedoro. E al tempo la risposta del sindaco in aula è stata che non c'era alcun progetto in cantiere e che in quell'area specifica, ma che in un'ottica di più ampia, diciamo, pensiero di sviluppo per la provincia, era in discussione la possibilità di vedere quale area, quindi non era ancora stato deciso, quale area poter ospitare queste strutture sportive. Se non che qualche giorno dopo il sindaco Polidori sulla stampa dichiara che erano già da mesi intercorse delle
dei dialoghi, delle interlocuzioni con la proprietà della Triestina proprio per l'area di Montedoro. Quindi questa cosa assolutamente, cioè il sindaco ha dichiarato una cosa in Consiglio Comunale, ma ne ha dichiarata un'altra poi sulla stampa qualche giorno dopo. La realtà è che questa interlocuzione effettivamente c'era e non abbiamo capito perché il sindaco a fine gennaio non abbia detto questo, però aggiungiamo una cosa: c'è un'area all'interno di Valle delle Noghere che ha più o meno 74.000 metri quadri che è destinata ad attività ludico-sportive che potrebbe essere già utilizzata come area, 74.000 metri quadri, quello più che sufficiente per i campi da calcio previsti e per tutte le aree di foresteria che la Triestina di cui la Triestina ha bisogno, senza andare invece a spianare una collina sopra Montedoro, con abbattimento quindi della collina e con degli interventi molto molto più impattanti anche per il nostro ambiente. No? Certo, e anche servirebbe un cambio di destinazione d'uso, anche perché lì sono terreni agricoli. Il sindaco ha avuto modo di chiarire la sua posizione, ne avete parlato? Diciamo anche una cosa, mi fa specie che il sindaco faccia da interlocutore tra privati, cioè quello è un terreno privato acquistato da una società privata che dovrebbe interloquire in modo indipendente con, in caso, la Triestina. Non si capisce il sindaco, oltre a dichiarare che è grande tifoso della Triestina, qual è il ruolo del sindaco per l'interesse pubblico in questa vicenda, dato che si tratta di un interesse privato tra privati. Questa è anche una questione di cui non abbiamo ancora mai avuto risposta. Magari una domanda che rivolgeremo proprio al sindaco Polidori. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, Fabio che parla. Fabio, buongiorno. Sì. Vorrei sapere di che partito è questo ragazzo che non... Allora, Italia Viva per le europee... Stati Uniti d'Europa per le europee, ma Italia Viva per Italia Viva, sì. Il nazionale. Ho capito. Boh. Sì. Allora volevo sapere solo se in Croazia, tornando al discorso ragazzi, no? Sì. Se volevo sapere se in Croazia o in Slovenia esistono le baby gang. Non sono informata di questo, probabilmente nella capitale ci sono. Allora, lui sa. Guardi, io sono stato vado molto spesso in Slovenia perché con la bici è un piacere, soprattutto ho capito che lei deve essere sloveno. Origine slovena, sì, tra l'altro. Mia nonna era di Isola, mio papà di Capodistria. No, però le dico che io non so se ci sono baby gang, ma ci saranno anche lì dei problemi. Però io le dico che in Slovenia, a me colpisce sempre, perché i bambini delle elementari vanno a prendersi il gelato da soli in gruppo, in gruppetto. Cioè, quindi la questione è anche cercare di responsabilizzare i nostri giovani a iniziare una vita civile il prima possibile, iniziare a essere cittadini il prima possibile. Poi non so, le baby gang ci saranno, ma lì lei vede bambini che girano liberamente e in sicurezza, quindi anche immagino, per i paesi della Slovenia. Però noi dobbiamo... Sì, dica. Noi dobbiamo integrarsi a loro non possono integrarsi a noi, però noi pian piano ci integreremo a loro. Chi? Mi scusi, a chi fa riferimento in questo caso? Islamici, questi extracomunitari che arrivano qui, che fanno quello che vogliono. Ho capito, agli immigrati. Li lasciamo sempre di più fare quello che vogliono. Le proteste dice non dobbiamo integrarci noi a loro, ma loro a noi, perché sono loro ospiti del nostro paese. Questo intende, ho capito Fabio? Certo, poco dobbiamo una volta... non capivo l'inizio del ragionamento, chiarito benissimo. Grazie Fabio. E buona giornata. Allora dice appunto l'integrazione deve avvenire anche da parte di chi arriva nel nostro paese, soprattutto da chi arriva nel nostro paese. Certo, ma preso atto che, io torno a ripetere, preso atto che abbiamo delle situazioni di questo tipo, cioè preso atto che ci sono delle persone che per senso di appartenenza, che per senso di gruppo, eccetera, iniziano però a ghettizzarsi, cioè iniziano a non integrarsi con la nostra città, quali sono le soluzioni? Io prima ne ho detto una, la signora purtroppo si è offesa che ho parlato di scuola, ma una è la scuola, è il luogo in cui si parla italiano, si cerca di trasmettere la cultura, o comunque i nostri principi, i nostri valori in Italia. Aggiungo che bisognerebbe insistere molto di più a spiegare anche ai ragazzi
in che contesto ci muoviamo di diritto, cos'è la Costituzione, perché quella aiuta anche a capire i diritti e i doveri dei cittadini. Quindi educazione civica. Insomma, più ampia, quindi educazione civica già alle elementari, sperimentiamola alle medie. Le medie è un periodo della scuola in cui c'è tanta voglia dei ragazzini, dei ragazzi di fare attività, fare incontri, parlare, perché più che stare fermi ad ascoltare una lezione, sperimentiamo in quegli anni, sfidiamo un po' la scuola a immaginare che quei 3 anni delle medie, se proprio non vogliono essere cancellati e unificati tra elementari e superiori, ma immaginiamo di fare lì dei laboratori anche per la cittadinanza, che poi vediamo sono proprio le fasce d'età che poi sono coinvolte anche in questi problemi, perché l'età in cui si iniziano a essere un po' più ribelli, un po' più voler essere indipendenti ma non si è ancora, e pensare che si è già grandi quando invece non si è ancora capito niente. Ancora insomma, no. Quindi, ecco. Allora, però non sono neanche più bambini, no? Esatto, Quindi, non sono neanche più bambini. Giustamente, è vero. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, però so che c'è una telefonata in arrivo, magari la sentiamo rapidamente, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Esther Pacor, ringrazio il consigliere giovane buongiorno. che arriva a parlare di cose importanti. Faccio brevemente una domanda. La storia delle baby gang è una storia che corre nella nostra città da tanto e da sempre. Pensiamo per esempio ai furti nelle case delle zone dell'Altopiano, Longera, Città, eccetera, eccetera. E non si trovano poi, no? Cioè scappano, quindi mi sembra che ci sia un problema di controllo istituzionale della città, indipendentemente se uno arriva dall'Afghanistan, dalla Liberia, da qualsiasi parte del mondo. Non credo che le baby gang siano i ragazzi che abitano negli appartamenti provvisori prima di ricevere sempre con troppo e tanto ritardo. Si è fatto subito l'associazione, dice Esther, tra i minori non accompagnati che vivono in questi appartamenti appunto accolti poi momentaneamente, e che si sono resi magari responsabili ultimamente magari di risse fra loro, così, ma le baby gang sono altra cosa, dice Esther, no? Vorrei capire che quindi ci sono interventi degli enti locali insieme alle polizie, ai carabinieri, eccetera, che dovrebbero controllare queste questioni, no? Evidentemente. Chiaro, e quindi manca un po' il controllo da questo punto di vista. Per cui anche se le mamme possono dire, no? Cioè, brave queste mamme che hanno avuto un'idea, ma un'idea un po' bislacca, nel senso che non possiamo cambiare né le nostre tradizioni né tantomeno obbligare un bambino a vestirsi in maniera diversa. Diciamo che forse è stata una idea di minima per tamponare una situazione ma le capisco e le ringrazio, ma non è questo il problema. Nel senso che, vabbè, certo che vale per tutti, no? Non si può portare un telefono ad un bambino che tra l'altro nella scuola non lo usa, per cui non si capisce cosa serve. Telefono. E poi sono tutti minori, e poi c'è questo discorso che giustamente faceva il consigliere: come mai nei paesi intorno i bambini vanno a scuola da soli? C'è il percorso pedonale, tra l'altro inventato anni fa da una serie di associazioni, no? Che ha le strade dove ci si accompagna, c'è la possibilità di andare a fare il doposcuola nei ricatori, sono tantissimi servizi, e quindi nessuno controlla poi alla fine. Come mai succedono queste cose? Ecco, questo mi domando. E questa è più la domanda, no? Quando ero piccola io la droga girava anche nelle scuole medie, non solo nelle superiori, per dire, erano gli anni 70. Va bene, grazie. È vero. Scusatemi. Grazie Esther, grazie e buona giornata. Allora magari le rispondiamo subito dopo un po' di pubblicità che incombe, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo ancora con degli Antic di Italia Viva per Stati Uniti d'Europa per quanto riguarda le europee, e consigliere comunale a Muggia della lista Bussani, ho detto tutto. Allora, la signora Esther Pacor prima diceva appunto, faceva tutto un discorso sulle baby gang, sul distinguo, no, tra appunto i minori non accompagnati che vengono accolti in queste realtà anche
anche abbastanza recentemente, magari le baby gang che sono sempre esistite, magari ne fanno parte figli di immigrati o addirittura insomma di seconda e terza generazione. Lo dice anche un telespettatore attraverso una mail, dice: Salvatore, perché non si dice che questi ragazzi stranieri che commettono questi reati sono spesso di seconda o terza generazione, i cui genitori lavorano regolarmente, spesso nel campo dell'edilizia, che ormai è tutta straniera a Trieste. Dice ancora: dove sono i partiti di maggioranza in comune? Qui tacciono, a Udine invece per la stessa situazione attaccano il sindaco che invece è di centrosinistra. Almeno in Furlania, dice Salvatore, vabbè, prefetto e sindaco cercano di trovare soluzioni non solo repressive. Questa è l'opinione di Salvatore. Torniamo sul tema. Guardate, io non so se queste baby gang che passaporto hanno, che non so se sono di origine asiatica, di origine balcanica, eccetera. Io dico solo questo. Il problema si porrà anche nei prossimi anni. L'Italia è in calo demografico. Noi abbiamo perso già 1,5 milioni di abitanti dal 2010 a oggi. La questione è che i popoli si sono sempre spostati nella storia umana e adesso l'Unione Europea, anche per la ricchezza che ha, è attrattiva per tantissimi popoli che stanno arrivando. La Fincantieri sta assumendo un sacco di bengalesi, di persone dal Bangladesh, che portano anche le famiglie, portano poi con il ricongiungimento magari la moglie, i figli, e a Monfalcone si pone un tema. Adesso la popolazione di Monfalcone è in crescita demografica e potrebbe nei prossimi anni superare Gorizia, diventare la prima città dell'Isontino. Ecco, questo pone delle sfide, lo sta ponendo già per l'amministrazione comunale e anche per gli stessi scolastici, il fatto che ci sono famiglie italiane che scelgono di portare via i figli dalle scuole, ormai rinomate per le scuole perché sono scuole dove ci sono tanti stranieri, e portarli fuori comune, in altri comuni limitrofi. Quindi attenzione che la ghettizzazione può avvenire in due sensi, sia in chi arriva, che quindi magari vuole avere il suo spazio, vuole avere le sue aule, i suoi posti, ma anche in chi si allontana da quei luoghi di possibile integrazione, di possibile incontro tra i ragazzi. Adesso Valditara ha fatto anche ha posto un tetto del 20% e si è aperto un grande dibattito su questa cosa, il tetto del 20% degli stranieri. Ci sta che le classi siano equilibrate in termini di... perché altrimenti si rischia che poi le famiglie non ti mandano più i figli. Ma ci deve essere una compresenza tra questi bambini, perché è lì che nasceranno poi i futuri cittadini di domani, che andranno a rispettarsi quando hanno fatto le scuole assieme e con italiani e persone che diventeranno italiane, perché questi bambini diventeranno italiani dopo i 18 anni, quando adesso non abbiamo lo Ius Soli né lo Ius Culturae, ma potranno chiedere la cittadinanza dopo che saranno venuti qui. Infatti. E se sanno la lingua, hanno fatto le nostre scuole, perché no? Lì è la soluzione. Il problema c'è, ma invito gli ascoltatori a tornare sulla soluzione. Chiedete ai politici di dare delle soluzioni. Soluzioni che magari, come dice anche il nostro telespettatore, non siano solo repressive. Ci vuole anche questa parte, naturalmente. Ha ragione il telespettatore quando dice: la destra a Trieste tace su questo tema. Non si apre nessun dibattito sulla questione. Allora, un'altra telefonata subito, poi leggiamo altre mail. Sono tante quelle che riguardano proprio questo tema, poi ci sono altre mail che invece interessano altri argomenti. Allora, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono in linea? Sì, è in diretta, signora, buongiorno. Ecco, allora guardi, innanzitutto di come parla qua il suo ospite. Praticamente qua diventeremo tutti quanti di colore e non ci sarà più nessun triestino, basta andare in Corriere. Adesso non si sente mai chiarirà parlare. meglio allora, perché non era quello, penso, il messaggio, no, che voleva far passare. Va bene. Poi tra l'altro a questi minorenni che sono stranieri, perché non li fanno cioè praticamente dopo una certa ora che non possono più uscire di casa? Perché li trovano che di non notte, gli mettono di tipo il notte coprifuoco, studiano insomma, quelli
appunto i minorenni non accompagnati stranieri che sono ospitati in queste case. Ma da dove vengono? Chiaro, chiaro. Quando sono arrivati qualcuno Sì. li aveva Ho in capito, custodia che non doveva facciamo sorvegliarli? confusione però tra i due fenomeni, no? Da una parte ci sono appunto, ci sono state anche in zona qui a San Vito o comunque da altre parti le risse magari tra questi minorenni stranieri non accompagnati all'interno di queste o all'esterno di queste case d'accoglienza. Un altro fenomeno sono le baby gang di cui non sappiamo, come diceva giustamente anche l'ospite, la provenienza, il passaporto eccetera. No? Grazie signora intanto. Però dico sì. questo, se fanno una cosa del genere in Slovenia, la prima cosa gli danno un bel fracco di botte, cioè che poi non è che gli dia non lo di so. fare altre Non cose. mi risulta, Qui vabbè. da noi, la polizia cosa può fare? Quanti poliziotti dovremmo avere? Dice- Milioni di poliziotti per guardare scuole, guardare quelli che entrano dentro. Ci vorrebbero più controlli di polizia, dice. Ma i poveri poliziotti, ma ti dico, pochi. sono sempre indaffarati, sono Certo. sempre che corrono. Cosa possono fare? Polizia, carabinieri, guardia di finanza, sono tutti sotto Io credo stress. facciano anche tutto quello che possono fare, Ma no? è Con le logico, forze che hanno. sì, anche di più, però a un certo punto mettete l'esercito nelle scuole, due militari armati e vediamo se qualcuno si avvicina, perché non è giusto che le mamme devono non mandare i telefonini, non vestirle come vogliono. Questo qua non mi sembra una cosa regolare. Ho capito, però anche una militarizzazione non so quanto potrebbe essere positiva insomma, per i ragazzi. Per bene, anche, ma no? non sta facendo niente. Va bene, grazie signora anche vedo che insomma l'argomento scalda. Sì, no? mi dispiace anche che sia stato un po' monopolizzato oggi l'argomento, nel sì. senso che accogliamo nel senso, l'attenzione degli ascoltatori, poi anche i media lavorano anche su notizie, ci sono notizie che in certi momenti attirano l'attenzione, notizie ed è giusto parlarne perché il fenomeno è recentissimo. Volevo rispondere alla signora dicendo nessuno signora le cambierà il colore della pelle, la volevo rassicurare. E il mio discorso era che i cambiamenti, magari non so se lo vedrà lei, lo vedrò io, ma insomma nei prossimi anni, nei prossimi decenni il cambiamento avverrà, non è una cosa che si può decidere con le leggi. I popoli si spostano, i popoli hanno delle tendenze demografiche. La questione è gli italiani, e mi dispiace per il generale Vannacci, non sono solo le persone caucasiche, bianche. Essere cittadini italiani si diventa innanzitutto, si diventa da un percorso di apprendimento nelle famiglie, nella scuola, si diventa parlando una lingua comune, parlando e condividendo dei valori, condividendo i principi nella Carta Costituzionale. Se sono neri, bianchi, gialli, questo secondo me è anche in questo momento il grosso limite dell'Italia, che è un paese ancora un po' provinciale su questo, no? Pensa che gli italiani sono le persone che noi siamo sempre abituati a vedere. No, gli italiani si diventa, non si nasce, ecco, non per forza. Anche perché poi abbiamo visto che quando uno straniero appunto compie qualcosa che non va, ed è giusto anche condannarlo proprio perché è ospite, Infatti, certo. però ricordiamoci anche che essere italiani significa rispettare la legge e allora dobbiamo fare il patentino di italianità a chi invece italiano è ma che non rispetta la legge o che uccide o che fa atti criminali. Ecco, quindi per tornare al discorso, non voglio farne un patentino che chi è italiano, chi no, com'è la carta d'identità di uno o dell'altro, ma dire guardate che qui il problema c'è, l'affrontiamo diventando tutti più cittadini italiani migliori. Ecco, su questo le istituzioni devono creare cittadini italiani migliori. Questo. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno Sto arrabbiando di brutto, no? Perché questo suo ospite evidentemente è molto giovane e deve passare tanta acqua sotto i ponti prima che diventi un politico nel vero senso della parola. Intanto me la prendo con Esther Pacor, perché sembrerebbe che le forze dell'ordine
la colpa è delle forze dell'ordine che non controllano e i genitori che mandano i figli con lo smartphone a scuola. Lo smartphone serve anche per un'urgenza, proprio in questi casi. Se io fossi una madre di un bambino che va in quelle scuole a San Giacomo, organizzerei subito delle squadre per controllare, delle ronde per controllare fuori dalle scuole quando escono i bambini. Allora, siccome noi abbiamo un calo demografico e noi dobbiamo civilizzarsi, come ha detto il Signore, no? Gli italiani, a noi bastano i nostri delinquenti, non servono gli altri delinquenti che vengono qui, perché i bambini sono, prima detto che devono andare a lavorare a 12 anni, 12, 13 anni, come ha detto Stabile, e fanno queste cose. Allora, questi invece devono essere obbligati ad andare a scuola, devono fare allora torna le su quello che diceva il nostro ospite, no? E le comunità per minori oppure i genitori, se hanno i genitori qui, devono essere sanzionati perché chi li accudisce deve controllare un minore, no? E poi ha detto a quella signora che ha telefonato mezz'ora fa, ha detto che soluzioni trova. Caro signore, noi non dobbiamo trovare soluzioni, le soluzioni le dovete trovare voi politici. Ma io le sto, però gliel'ha detta la soluzione. Io ho provato, ma va bene, Nivea, questa insomma era la protesta. Non è d'accordo evidentemente sulle mie soluzioni, evidentemente, esatto, quindi insomma, però legittimo. lui le ha prospettate. Io ho provato a suggerire poi. A suggerire qualche soluzione in merito. Allora insomma ci si arrabbia parecchio su questo tipo di fenomeni, di episodi, l'abbiamo capito, ma ora cambiamo argomento perché vedo pronto il nostro Marco Stabile da un'altra zona, da un altro istituto di formazione che è l'università, dove alcuni studenti sono accampati davanti all'ingresso per la Palestina. Allora aggiornaci sulla situazione, Marco, nuovamente buongiorno, a te la linea. Eccoci. Sì Laura, ben trovati i telespettatori di Tele4. Hanno passato la notte qui un gruppo di circa 20 studenti all'interno di 9 tende che vedete alle mie spalle nella parte destra dell'edificio di Piazzale Europa, all'esterno ma in una parte al coperto ovviamente per proteggersi dalla pioggia. E la mobilitazione pro-Palestina promossa da un gruppo di studenti che avevamo già seguito in precedenti manifestazioni che chiedono lo stop degli accordi tra l'Università di Trieste ed Israele e più in generale protestano per le ragioni della Palestina. Come vedete si sono organizzati con tende, cibo, la possibilità anche di farsi da mangiare, sono stati appesi alcuni striscioni con le scritte stop al genocidio e intifada studentesca. La mobilitazione era già iniziata ieri con un primo sit-in, una protesta fuori appunto dall'edificio di Piazzale Europa. La rivendicazione ovviamente è quella della componente palestinese per la guerra in corso e di totale condanna rispetto a quella che è stata la reazione da parte di Israele. Quindi ci si è accampati qui con sacchi a pelo, lettini, più in fondo c'è anche una zona come detto con le bombole per fare da mangiare, le bombole del gas, e quindi si proseguirà ad oltranza, vedremo quali saranno le decisioni anche poi con il confronto che credo gli studenti avranno con il rettore dell'Università di Trieste. Se ci spostiamo da questa parte assieme ad Alessandro vediamo anche gli striscioni che sono stati poi appesi fuori nella parte centrale di Piazzale Europa, mentre è stata posizionata anche una bandiera palestinese su una delle statue che danno verso diciamo così, il parcheggio di Piazzale Europa e appunto la parte esterna. Questa è la protesta degli studenti che hanno deciso questa mattina però di non parlare ai nostri microfoni ma di affidarsi a un comunicato stampa, una protesta appunto allestita proprio davanti alla sede centrale dell'Ateneo di Trieste. Come vedete insomma una tendopoli di protesta con un obiettivo ben preciso, quello di stoppare, vedete, gli accordi tra l'Università di
Trieste e lo Stato di Israele di promuovere la causa palestinese. Per il momento è tutto, a te Laura. Grazie a Marco Stabile anche per quest'altro aggiornamento della situazione, una protesta che sta andando avanti un po' in tante università italiane, no? Un tema. Allora, no, quando io sono ormai ex studente ma molto vicino all'università, quindi quando gli studenti si mobilitano per una causa è sempre una cosa importante. Nel merito della protesta, ricordiamo che in questo momento c'è stato un atto, insomma, di terrorismo di Hamas il 7 ottobre che ha con delle persone ha invaso, diciamo, ha oltrepassato il confine israeliano e ha commesso quei crimini terrificanti. C'è stata una risposta, a mio giudizio, sproporzionata di Israele che sta provocando anche tantissime morti civili. In questo momento c'è una guerra, purtroppo. C'è una guerra sul suolo di Gaza che appunto in cui è presente questo partito che si chiama Hamas, che vuole la distruzione dichiarata, vuole la distruzione dello Stato di Israele. La Palestina, noi diciamo riconoscimento della Palestina, ma la Palestina è spaccata in due. C'è Gaza in cui è presente il partito di Hamas che ha vinto le elezioni, e c'è invece il partito Fatah dell'area della Cisgiordania. La questione è questa, che il riconoscimento deve avvenire tra le parti. In questo momento non c'è momento più distante per quante ferite si apriranno qui. Certo. Però volevo fare un collegamento sulla questione studentesca. Sì. Io penso che quando la protesta va a mettere in discussione degli accordi di studio, di ricerca tra università, dell'aspetto culturale dei popoli, ecco, secondo me si sta scegliendo un bersaglio sbagliato. Io, se si va a protestare sotto l'ambasciata israeliana per i crimini, io ci sarei anche, andrei. Andiamo a protestare nelle sedi dove è la responsabilità, cioè le sedi, in questo caso, del governo israeliano che sta commettendo dei crimini assolutamente contro anche le popolazioni civili. Ma attaccare le università, capisco che appunto la protesta nasce nell'università perché è fatta da studenti universitari, però ecco, non condivido il voler dire no a degli accordi invece di collaborazione tra università, tra accademie che non per forza sono legate ai governi che in un momento governano, in un momento no un paese. Assolutamente. Insomma. Allora, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, pronto? Buongiorno. Sono Nevio Santini, buongiorno dottoressa. Buongiorno Nevio, buongiorno. Buongiorno al suo ospite. Allora, brevemente mi chiedo, quei signori studenti, basta vedere i soggetti che tipi che sono, dove erano il 7 di ottobre? E finiamola con la risposta sproporzionata di Israele nei confronti dei popoli arabi, va bene? Israele viene attaccata e risponde, quindi quando Hamas finirà di esistere, allora finirà anche la guerra. Per quanto riguarda invece la storia delle baby gang, volevo dire al suo ospite, allora ha affermato che in Slovenia i bambini vanno a prendere in gelato fuori dalla scuola. Sì. Qui fuori dalla scuola non possono nemmeno venire perché vengono rapinati dalle baby gang, no? Cosiddette. Non si può avere ogni cittadino un poliziotto, va bene? No. Noi in proporzione abbiamo più forze di polizia di tutti gli stati europei, per nessun stato europeo. Forse la Francia un pochino assomiglia all'Italia, ma abbiamo polizia, finanza, ma non possono fare niente se le leggi non permette loro di fare, perché inutile che arrestino uno e la mattina dopo questo qui è libero. I minorenni cosiddetti, minorenni ventenni, 25enni deridono i poliziotti, ma stiamo scherzando, stiamo scherzando. Perché hanno un senso, diciamo, di impunità, e questo è un altro tipo di problema. Ma sarebbe ora di finire con questa indulgenza in confronto di questa gente. Vamo Falcone sembra di essere in Bangladesh, le donne col scafandro, ma stiamo scherzando. Grazie Nevio. Condivido, e viva Vannacci, e viva la Cirin. Avevamo insomma intuito la posizione anche politica del signore, però pone un problema che è reale, cioè quello del fatto che magari le forze dell'ordine fanno il loro lavoro
per arginare fenomeni di criminalità come sono le baby gang, non facciamo di tutta l'erba un fascio, no? Naturalmente, però spesso magari poi vediamo che queste persone non vengono in qualche modo punite o sanzionate, sono libere di tornare a fare quello che facevano prima. Io qui invito le istituzioni che hanno le responsabilità, il Comune per quanto riguarda Trieste, per risolvere nell'immediato, cioè capire se ci sono delle misure, come diceva anche il signore, delle misure per intanto garantire un presidio di sicurezza in aree sensibili. Certo. Dall'altro, e non me ne voglia la signora a inizio puntata, io torno sul tema, un respiro più a lungo termine. Qui mi rivolgo al ministro Valditara, mi rivolgo al governo. Immaginiamo una scuola che vada ad affrontare a medio-lungo termine questi problemi, perché qui c'è anche il fallimento della scuola e il fallimento dell'integrazione. Grazie a Dejan Tic per essere stato con noi questa mattina. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. A presto e buon lavoro a voi. Grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo ci sarà la vicepresidente della sesta circoscrizione di Forza Italia, Barbara Odorico. Rieccoci in diretta a Sveglia Trieste, allora sono le 9:05, abbiamo in studio Barbara Odorico di Forza Italia, vicepresidente della sesta circoscrizione, bentornata. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie di essere qui. Allora, visto insomma un pochino la trasmissione, tanti stanno scrivendo o comunque anche telefonando sul tema che abbiamo evidenziato all'inizio proprio della trasmissione con il nostro Marco Stabile, con un nostro servizio di ieri nel telegiornale, di questa episodio che non è l'unico però pare, no? Di baby gang che avrebbero rapinato 2 ragazzini fuori da scuola, dalla scuola Bergamas, insomma mamme preoccupate che fanno un decalogo, non andare a scuola col telefonino, col giubbotto firmato, le scarpe firmate, insomma è preoccupante. È molto anche, triste, no? molto preoccupante, diciamo che probabilmente sono questi ragazzini anche figli di 2 anni di lockdown, di aver perso un po' i contatti anche con la scuola, perché sappiamo che se la famiglia poi non c'è o in qualche maniera è più assente, è la scuola quella che dovrebbe un po' aiutare questi ragazzi a non perdersi durante la loro vita, la loro crescita da adolescenti. E questo forse è un po' il risultato di questa nostra società, che forse negli ultimi anni sia come scuola che come proprio genericamente ci siamo troppo attenuti a delle regole burocratiche su registri elettronici e quant'altro, piuttosto che forse e voti anche, perché anche quelli hanno comunque un peso, e invece la crescita del ragazzo, la crescita dei bambini in questa società comunque completamente differente da quella che ha visto noi ragazzini e gli insegnanti, perché comunque la maggioranza degli insegnanti chiaramente sono non coetanei, quindi non hanno un vissuto come questi ragazzini, e parlo soprattutto per la loro facoltà di scoprire tutto e tutti, imparare anche da brutte figure e avere esempi da brutte figure di film, di situazioni televisive, ma anche musicali. Sappiamo insomma tutte queste polemiche che ci sono, o tweet, i vari Twitter, i vari TikTok, certo, diciamo che queste forse sono le figure che purtroppo in questo momento sono di riferimento di questi ragazzi. Infatti, e loro trovano questi atteggiamenti da bulletti molto, non va bene, molto interessanti, e non c'è nessuno che gli dice no, o meglio ci sarà forse qualcuno che glielo dice, ma loro ancora non riescono a percepire questo, e probabilmente questo dipende sia dalla distanza che c'è tra i genitori, ma anche e soprattutto con gli insegnanti. Credo che questo è un grosso problema. La scuola deve aiutare, soprattutto laddove non c'è la presenza dei genitori, e credo che tutti gli insegnanti sanno quando questa presenza è latente o assente, o così, diciamo che i genitori sono più presi da loro stessi che non dal gestire i loro figli. E sicuramente dall'altro lato ci deve essere anche un contesto di servizi sociali che danno una mano alle famiglie disagiate, e forse anche lì ci serve proprio un rinforzo anche in questi termini.
Cosa da non sottovalutare secondo me è anche l'utilizzo dello sport. Lo sport è un veicolo incredibile per i giovani, è un veicolo incredibile per la crescita sana dei ragazzi, anche quando diciamo, provengono da difficoltà di crescita. Perché nello sport tante volte, che può essere il calcio, la pallacanestro, l'atletica, insomma qualsiasi, veramente si può spaziare a qualsiasi tipo di attività sportiva, le arti marziali, il pattinaggio, veramente sappiamo che c'è una vastità di possibilità di trovare lo sport qua da noi. Cosa che sappiamo il Comune investe tantissimo in questo, nelle nuove strutture, quelle che verranno in futuro. E questo è un qualcosa che non deve essere sottovalutato, cioè è un qualcosa che bisogna cercare di dare più possibile lo sport in maniera agevolata, soprattutto per queste situazioni di disagio, quindi problemi probabilmente queste persone si ritrovano anche ad avere problemi economici, oltre che magari di non saper cosa fare questi ragazzi, perché mi viene da pensare che questi ragazzi durante la giornata non hanno la noia, prevale sul fare qualsiasi cosa, e quindi magari trovargli un impegno, farli provare, non dico quasi obbligarli a fare attività sportiva, può essere una soluzione anche per levarli via dalla strada. A me preoccupa tantissimo anche l'estate che sta arrivando, perché infatti, se quel poco i ragazzi erano impegnati comunque nelle attività scolastiche, Infatti, con la fine della scuola saranno il cosiddetto cazzeggio per la città. Per la città. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, mi chiamo Maria, ho passato la settantina e volevo parlare, peccato che ne è andato via il ragazzo che era prima, riguardo all'Islam. Ho visto ieri una trasmissione di Mario Giordano che era da rabbrividire. In Germania c'è un imam che vuole assolutamente che loro non c'entrano niente con noi, che ci vogliono inglobare, e praticamente siamo ormai siamo anche noi di quella religione là, e vogliono praticamente siamo super scelti per lasciare il posto a loro. E poi è triste, sa, perché anche in Germania, che è una popolazione diversa dalla nostra, che l'Italia sono buononi, e poi anche a Roma ci sono tantissimi di quei luoghi di culto, sa? E tutti non vogliono integrarsi, tutti vogliono avere tante mogli, tutti vogliono spose bambine, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'imam, quello proprio in Germania, ho visto che è molto determinato a praticamente farci saltare, no? Capito, Maria? Sì, ho visto anch'io la ha visto anche la sì. nostra ospite, la trasmissione di Giordano, allora sa insomma di cosa sta parlando. Grazie intanto Maria della segnalazione. Cosa pensa di questo fenomeno? Penso semplicemente questo: noi dobbiamo essere molto più intransigenti nel far rispettare le norme, e anche l'integrazione deve secondo me passare un po' come fanno gli Stati Uniti, da mi viene da pensare da un corso nel quale bisogna imparare la lingua italiana, nel quale bisogna imparare, sentivo anche il collega precedentemente che parlava della storia civica, dell'insegnare comunque la Costituzione, i principi basilari. Quindi secondo me è veramente fondamentale che tutti quelli che vogliono, richiedenti asilo, vogliono venire a lavorare in Italia, prima di ottenere, visto che il tempo c'è, perché questi documenti arrivano, prima che arrivino, prima che ci sia l'ok, ci vogliono sempre dei mesi. Nel frattempo, anziché stare in giro a ciondolare per le nostre città e per i nostri parchi, potrebbero essere creati, le associazioni potrebbero effettivamente farlo, questi che si occupano di loro in maniera, oltre soltanto a rifocillarli, ma proprio a fare dei corsi di lingua italiana
ma intensivi, non un corso un'ora al giorno, corsi di lingua italiana e di Costituzione, di usi e costumi nostri. E se tu dopo un esame non riesci a superare almeno banalmente la scritta, perché tu devi essere capace di leggere le varie anche banalmente i cartelloni che ci sono in giro, e tu non riesci ad ottenere la possibilità di stare qua da noi. E questo dovrebbe essere un punto. Seconda cosa, anche lo Stato dovrebbe riuscire ad entrare in queste moschee, nel senso che bisognerebbe obbligare gli imam a predicare in lingua italiana, perché bisogna riuscire a far capire che non possono predicare come vogliono. Ci sta benissimo, cioè la libertà. Io vengo da un partito, Forza Italia, che ha sempre messo un suo cavallo di battaglia sono proprio le libertà. Noi siamo un partito che dà la libertà su tantissimi fronti e accetta le varie religioni, però le varie religioni che hanno un fondamento di equità, anche il fatto che non c'è un concordato comunque con la religione islamica, cosa che invece viene fatto con tutte le altre religioni. Certo. Il famoso discorso delle moschee che non sono moschee ma sono centri culturali. Queste sono tante piccole cose che bisogna imparare, lo Stato deve sistemare. Solo così ci sarà da parte, anche perché non credo... Secondo la legge, Secondo no? la legge, ma non credo assolutamente che ci sia da parte di tutti gli islamici la voglia di vivere in un certo modo. Assolutamente no. Cioè, voglio dire, c'è anche, come ci sono i nostri cattolici che vivono in un certo modo molto più intransigente e gli altri che magari un po' meno e quelli che proprio non gliene frega niente, così ci sono in tutte le religioni. Cioè, secondo me non si può mai far di tutto un'erba un fascio. Però per arginare questo che anche l'ascoltatrice ci raccontava, ripeto che ho visto anch'io e fa veramente impressione, Certo. quella piazza con quegli slogan, quegli urli, ha scioccato anche a me, devo essere sincera. Però noi abbiamo abbiamo quest'arma ed è un'arma fortissima ed è un'arma che lo Stato in tutti i suoi livelli deve attuare, dalla scuola alle istituzioni, ai giudici, alla polizia, a tutte le forze dell'ordine, ed è un qualcosa che deve essere fatto per un'integrazione corretta, nulla di più. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi dobbiamo andare rapidamente in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Anna. Anna, buongiorno. Sono un ex insegnante e mi sto irritando a sentire scaricare le colpe delle baby gang e simili sulla scuola. Quando io insegnavo, non ho detto questo, era parte della soluzione. Non mi ascolta. No, mi io scusi. dicevo che assolutamente no. Mi Perché scusi. io ho i ragazzini in questione 10-12 ore alla settimana, devo istruirlo nella materia di insegnamento e oltre al ragazzino in questione ne ho altri 20 o 25, quindi non posso e non voglio sostituirmi alla famiglia. Io posso collaborare con la famiglia, Certo. ma non certo sostituirmi con la famiglia. Forse Quindi sono che ognuno si prenda le proprie stata... responsabilità. Chiedo scusa all'ascoltatrice, ma non era il mio intento questo, forse non sono stata abbastanza chiara nel mio discorso. Cioè, non intendevo dire che la scuola deve essere integralmente dedita a questo aiuto a questi bisognosi, semplicemente la scuola deve chiaramente essere con le giuste, come dire, la scuola deve avere l'aiuto, ci devono essere io mi ricordo che c'erano anche i momenti in cui dei ragazzini uscivano su certe ore per fare un'integrazione alla scuola o c'era l'assistente, un aiuto vicino a questi ragazzini. Quindi in realtà non è che chiaramente l'insegnante che si ritrova 25, 26, 27 ragazzini certamente non riesce a dare la stessa energia a tutti quanti. Assolutamente non era un discorso di scaricare, era un discorso proprio di cercare di incentivare anche forse con qualche investimento in più
verso la scuola per avere più personale e che si riesca magari ad ottenere in certi casi delle classi più piccole per riuscire anche a star più vicino ai ragazzi e dargli un'educazione. E soprattutto il punto che volevo forse toccare è il fatto che adesso la scuola tante volte gli insegnanti hanno più balzelli burocratici, varie infatti, cose, perdono più tempo per questo quello. È un grosso problema, è vero. Perché più di qualche insegnante che conosco me ne ha reso partecipe, è il fatto che troppe volte, come anche banalmente anche i medici si ritrovano più a dover compilare fogli su fogli, carte su carte, e poi perdi l'energia da dare poi nella gestione dei ragazzi, insomma tutto qua, non era uno scaricare nei confronti della scuola, anzi mi ritrovo a fianco agli insegnanti perché so che fanno uno dei lavori più importanti perché creano il futuro del nostro Stato, della nostra società. È vero, allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo sempre con la vicepresidente della sesta circoscrizione Barbara Odorico, poi magari affrontiamo anche più i temi relativi alla zona, la circoscrizione molto ampia appunto che riguarda la sesta. Fra pochissimo ci colleghiamo anche con il nostro Marco Stabile, questa volta dallo stadio Rocco per vedere insomma come vanno i lavori anche in vista dei prossimi concerti. Adesso finita un po' purtroppo l'avventura verso la B della Triestina, insomma speriamo per il prossimo anno e andremo a vedere anche questa situazione. Io non lo vedo ancora pronto, però mi dicono attraverso i messaggi che c'è il collegamento pronto, fatemi sapere se c'è la possibilità, appunto c'è qualche malfunzionamento proprio del collegamento, allora ci proviamo fra pochissimo, ma abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Volevo un attimino parlare con la sua ospite. Prego, è qui che l'ascolta. Allora, certo. Io ho un'idea, cioè non di tante persone. Parlare di integrazione in generale, no? Al di là del colore della pelle, del tipo di etnia che si appartiene, con l'Islam è estremamente difficile. Ma non perché, non è facile. È estremamente difficile perché l'Islam, io ho parlato con gente islamica, hanno un'idea quasi medievale che magari in Europa era nel Medioevo. Allora loro dicono che chi non è islamico è una cattiva persona. Guardi che un ateo è considerato una cattiva persona. È una cosa, cioè, oggi come oggi, nel 2000, è una cosa per noi che non sta né cielo né terra. Magari dico, nel Medioevo forse sì. Allora loro sono rimasti indietro. Allora, cercare di integrare persone, per l'islamico, vivere nell'Islam è il modo di vivere, non è come la religione cristiana o il buddista o il differente. Ho capito, ci sono particolari difficoltà insomma all'integrazione. Chiedo scusa alla signora ma la linea è molto disturbata, comunque abbiamo capito insomma più o meno. È impossibile, non si può fare. Capito, questa insomma l'opinione, c'è questa difficoltà in più, nota la signora. Diciamo che si parla anche della situazione soprattutto con le donne che a me sta sempre molto a cuore. Sì. Indubbiamente l'Islam di un certo tipo ma ricordiamo non appunto ci piace di un certo perché tipo. comunque diciamo perché ci sono situazioni lo diceva molto prima, difficili. non tutti sono allo stesso modo. Esatto, però ripeto, noi non non possiamo già adesso rinunciare ad avere un rapporto, bisogna cercare comunque, noi abbiamo le regole, le nostre regole devono essere la fonte più importante per la protezione stessa nostra e loro. Si deve puntare su questo, insomma, chiaramente. Sì. Allora, andiamo da Marco Stabile allo Stadio Rocco, allora vediamo la curva Furlan inquadrata, allora nuovamente buongiorno Marco e a te la linea.
Buongiorno ancora Laura e ai tuoi ospiti, siamo venuti a fare un ulteriore sopralluogo allo Stadio Rocco di Trieste. Come vedete, una trentina di operai al lavoro per il montaggio del mega palco che ospiterà i concerti di Ultimo e Max Pezzali 2 e 9 giugno, già tutto sold out. Gran lavoro da parte delle maestranze per il montaggio della parte interna del palco che ospiterà i 2 concerti. Con una gru vengono posizionati i vari settori che andranno poi a creare le torri laterali del palco che ospiteranno anche i megaschermi. Grande attesa naturalmente per questi eventi, che sono 2 date fuori dal tour stagionale, 2 date extra che consentiranno a Trieste di vedere nuovamente 25.000 persone allo stadio per la doppia tappa e il doppio evento. Ovviamente tutto ciò è stato preceduto dalle polemiche relative a quanto successo l'anno scorso con i Maneskin, ma come vedete oltre al palco lì sotto c'è una copertura molto importante dell'infrastruttura che viene montata su un quarto di campo, che dovrebbe consentire tra l'altro di danneggiare in modo minore il manto erboso, che comunque poi verrà completamente ripristinato a brevissima distanza dalla fine degli eventi, in vista della prossima stagione sportiva della Triestina Calcio. È tutto un vociare, un operare sul posto da parte degli addetti ai lavori che, come vedete, stanno dando vita al palco per i concerti di Ultimo e Max Pezzali, con l'ausilio anche di un'autogru. Sono attesi spettatori da tutto il nord-est, ma anche dalla vicina Slovenia e Austria, per 2 date che appunto hanno già fatto registrare il tutto esaurito. Come detto, entro fine mese sarà tutto pronto e dunque sarà possibile ospitare i concerti. Questo è il punto della situazione. Lunedì l'avevamo fatto con il nostro Bernardo Gulotta, che ci aveva documentato la situazione dei primi lavori, della prima operatività sotto la pioggia. Qui siamo già in fase molto più avanzata. È vero, in pochi giorni hanno fatto passi da gigante, abbiamo notato proprio la differenza tra le primissime immagini e queste che ci state mostrando in diretta in questo momento. Grazie a Marco Stabile, grazie anche a Alessandro Carelli per queste immagini, e noi torniamo in studio. Insomma, arrivano i concerti, no? Si è fatto un gran parlare. Tra l'altro sì. La situazione sicurezza, guardavo tutti quanti sono con il casco, con le scarpe, tutto regolare, insomma, tutto regolare. E banalmente pensavo al fatto che se dentro, all'interno di queste strutture che operano queste aziende, non si parla la stessa lingua, diventa un problema che si collega col discorso che facevamo prima, cioè quando infatti tu assumi una persona, soprattutto nell'edilizia, in cui banalmente devi darmi un pezzo, spostati, cioè bisogna anche conoscere la lingua, l'italiano in questo caso. Quindi in realtà è importante anche in queste cose avere la conoscenza della lingua italiana, insomma, oltre alla sicurezza, insomma, no? Perché è anche una questione di sicurezza, è vero, assolutamente. Poi sappiamo, insomma, che nell'edilizia, nei lavori, i cantieri sono spesso costituiti da gran parte lavoratori stranieri, no? Sì, insomma, e poi la cosa incredibile è che nei vari corsi a cui ho partecipato, sembra che sia più difficile aprire un salone di parrucchiera che non aprire una ditta edile, perché poi in realtà c'è il subappalto del subappalto, che quindi la responsabilità viene poi sempre rigirata all'ultimo, quello che prende meno soldi e chiaramente di conseguenza lucra su qualcosa, e succedono poi i disastri che purtroppo conosciamo, insomma. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, ci rivediamo fra pochissimo.
Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, abbiamo visto anche lo Stadio Rocco in fase di preparazione per i grandi concerti dell'estate di Trieste. C'è grande attesa anche da parte dei giovani, no? Ma non solo, insomma, poi Max Pezzali piace a più generazioni, no? Quindi, più parte della nostra forse. Esatto, forse più per noi, però ho sentito anche tanti giovani che è riuscito a traghettare abbastanza. È vero, sono quegli artisti che sono un po' trasversali fra le varie generazioni, sono riusciti a rinnovare comunque, lasciando i classici comunque. È vero, restano un po' una pietra miliare, insomma. Volevo segnalare, ci scrive la signora Elena, che martedì notte nel paese di Longera c'era un individuo non del luogo che a piedi ha controllato tutte le vie e viuzze del paese e tutte le case, quindi state attenti a qualsiasi cosa. Grazie della segnalazione. Grazie anche perché in realtà diciamo che Longera, sotto Longera, Via del Timo, è sempre un attimino attenzionata perché ogni tanto succedono è successo qualche fatto increscioso in cui i ladri si sono introdotti, personaggi un po' così che passano, quindi grazie. Colgo l'occasione per ricordare che potete contattarci, a me personalmente con la mail barbara.odorico@comune.trieste.it per segnalare appunto eventuali criticità. Io poi cerco di fare il possibile. Come ho già fatto con altri telespettatori e telespettatrici. Quindi insomma ricordatevi che insomma siamo comunque a disposizione per quello che possiamo fare, ripeto, insomma non è che siamo a livelli dove possiamo, la burocrazia c'è anche nei consigli costituzionali, quindi insomma, ma nel limite delle piccole cose, banalmente anche qualche volta se avete bisogno, non so, adesso parlavamo dei giardini, dell'erba, se serve lo sfalcio dell'erba e avete bisogno dei bidoni, fate una richiesta ed è possibile che noi riusciamo per le ramaglie, per le ramaglie, esattamente, riusciamo ad inserirli perché è una cosa che la Cegas fa, ecco, quindi però chiaramente non sapendo dove c'è una richiesta o dove c'è una possibilità di inserirli, qualche volta magari non lo fa in automatico. Sfugge, no? Ecco, infatti. Insomma, esatto. Allora, quindi invece i cittadini che danno questo feedback serve anche a noi per riuscire a fare del nostro meglio. Ecco, proprio Silvana ci scrive su questo, dice: buongiorno, vorrei ringraziare pubblicamente la consigliera Odorico, la settimana scorsa ci ha seguito per 1 ora e mezzo lungo via Scomparini, Veruda, Natan, Cumano, che compongono una zona che era tranquilla e è diventata un disastro, dice la signora Silvana. Scomparini è un autodromo pericoloso, Natan con un indecoroso gabinetto per cani e per finire via Cumano. A tal proposito mi rivolgo all'assessore Rossi che invito sul posto a constatare il degrado del museo. Come mai per sostenere il turismo e la cultura non ha pensato di prendere in mano la situazione vergognosa del cortile del museo, dice, per sistemarlo e pulirlo dalle immondizie rendendolo accessibile a parcheggi per pullman di turisti e scolaresche in visita al museo. Confido nell'assessore, insomma spera che si faccia qualcosa. Ecco, ringrazio tanto anche signora Silvana, che appunto l'altra settimana ho incontrato assieme ad altre sue vicine di casa, appunto mi hanno spiegato un po' i problemi che hanno in zona e effettivamente stando lì via Scomparini è una zona che conosco perché ci ho vissuto da ragazzina, quindi la mia infanzia è di quelle zone lì. Ho trovato una via Scomparini trafficatissima e soprattutto macchine che tendono a correre, soprattutto la parte iniziale, come se cercassero di prendere velocità per arrivare, la rampa di lancio, no? Sì. E quindi effettivamente diventa un problema per chi passa, anche perché in certe zone di via Scomparini il marciapiede non c'è, oltretutto le macchine si posteggiano dove non c'è il marciapiede a fianco ai muri delle case e quindi le persone si ritrovano a dover passare in mezzo alla strada, il che diventa molto, molto pericoloso. Adesso difatti informo gli uffici per riuscire a trovare una soluzione alternativa per almeno aiutare e rendere sicura sia l'attraversamenti che il percorrere della strada. Effettivamente anche passando per invece via Cumano
C'è tutta la zona, diciamo, dove c'è il museo, sulla zona della via Cumano dove c'era il vecchio ingresso, che è veramente fatiscente, è una tristezza vederla in quelle condizioni. Io spero che presto vengano presi dei provvedimenti, perché sia il verde dalla parte opposta è lasciato così in maniera a se stesso, un po', per carità. Abbiamo talmente tante piogge in questo periodo, quindi questo è normale, sicuramente no? Infatti, il verde è molto più rigoglioso di quello che era gli scorsi anni. Però insomma, invece, per quanto riguarda i muri della vecchia caserma, sono pericolosi in certi punti. È una zona secondo me da rivitalizzare, anche vedevo le strisce del pedibus, che ricordo che tantissimi anni fa abbiamo come circoscrizione abbiamo incentivato, parlo di più di 15 anni fa, che hanno cominciato i primi pedibus verso l'istituto Weiss, che partiva appunto dall'inizio di via Cumano con varie tappe, poi si è raggiunto il pedibus da Melara, insomma, quindi è stato fatto un bellissimo lavoro che invece ho visto un po' abbandonato. So che qualche volta mancano i genitori, nel senso che all'inizio del progetto c'è stato un bel lavoro, perché c'erano i genitori incentivati, volonterosi, che avevano questa idea. Poi magari i figli crescono, chiaramente questi genitori si spostano alle superiori, e quindi di conseguenza manca anche l'abitudine del gruppo che faceva tutto questo lavoro. So che comunque la scuola in questo, da quello che avevo capito, voleva comunque fare alcune volte, ma trova difficoltà tante volte la disponibilità sia degli insegnanti che dei genitori, e chiaramente questo fa tutto parte del pacchetto anche burocratico, perché poi sappiamo che gli insegnanti stessi, quando portano fuori i ragazzini dall'edificio scolastico, hanno 1000 responsabilità, e quindi si capisce anche perché qualche volta certe cose non vengono portate avanti. Però è un peccato, attuate, perché no, però è un peccato. Andare a scuola a piedi, in quel complesso scolastico, andare a scuola a piedi è comunque una cosa diversa dal andare in macchina, in velocità, scaricare il figlio, correre. Si capisce, siamo in un mondo che corre tanto veloce, ma forse per il bene anche dei nostri figli bisogna un po' rallentare. Noi lo facciamo, quindi continuiamo a farlo. Allora, c'è la vignetta di Marco Englaro sulla questione delle baby gang con i coltelli, Sepien de muletti con i cortei in scarsela, non come noi che de muletti che avevamo il cucciarin de plastica per il gelato. Insomma, è carina anche questa vignetta di Marco Englaro sull'attualità, sempre molto sul pezzo, no? Sì, molto carino, sempre attento. Allora, è vero, sempre attento. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Quasi Gianni, buongiorno dottoressa. Gianni, buongiorno. E buongiorno alla signora, non so se è della quinta circoscrizione. Della sesta. Della terza, allora non sesta. Sesta, la scusi. No, non c'entra niente con me. Chiedo scusa se rompo le scatole. Dica però pure. Volevo dire solo una roba, che purtroppo si va da male in peggio, e quel che ha parlato la prima signora, la prima che ha telefonato, la prima signora, condivido in pieno. Chi che ascoltava svegli a Trieste da principio come me sa cosa che l'ha detto, e se no poi eventualmente ascoltare di nuovo, perché se ha le possibilità di farlo. Ma mi volevo dire che esiste a Trieste ancora della gente mecenate, diciamo mecenate, perché non so quanti che se da vedere alla casa Stadion, a casa d'asta Stadion, quel regalo enorme che ne ha fatto la signora Contento, penso che la secciami Contento, e la ne ha fatto contenti anche noi. I quadri. Io ho un modo di visitarla e suggerisco a tutti, perché dura solo fino a venerdì, perché l'asta si sta comprata tutta da questa signora, cioè fino a domani. Questa signora la dona al comune, dunque un tuffo nel tempo
di una volta. Chiaro, allora, chiaro. Volevo chi che poi, perché non è sempre che se poi, ma chi che ha un piccolo interesse della nostra cultura riguardo alla pittura, perché la cultura è letteratura e tante robe, non è solo questa, ma questa, la guardi, nei miei anni ho visto tante mostre, questa che non è una mostra, ma che è nata come un'asta, sei la più bella di tutti. Grazie Gianni, grazie del suggerimento. Un ottimo suggerimento. A tutti di andare. Grazie. Fino a domani quindi. Saluto, la scusi se l'avevo fatta. Grazie Gianni, grazie, anzi preziosissimo. Abbiamo trovato anche l'articolo del Piccolo sull'asta che doveva così essere indetta proprio domani, 24 maggio, ma c'è stata questa donazione da parte dei coniugi Luciano e Anna Maria Luciani, che hanno deciso di acquistare tutte le 117 opere messe all'incanto per donarle alla città di Trieste. Un gesto molto bello, e sono anche delle tele bellissime. Questo davvero, è anche meritano. un modo delle persone di credere anche nel futuro di questa città, perché Infatti. quando uno fa una donazione del genere vuol dire che ama fortemente questa nostra città e ci crede, quindi questa è veramente una cosa molto molto bella. Bella, davvero un'occasione irripetibile, quindi si è saputo che l'asta è stata annullata e ci sono ad esempio ben 9 dipinti di Vito Timmel, poi altri Piero Marusic, insomma tanti pittori importanti, anche li abbiamo citati alcuni fra l'altro nelle vie, nelle vie di cui stavamo parlando prima, vero. eccetera, no? Quindi davvero una bella iniziativa e ringraziamo Gianni per avercela. Si potrebbe fare una bella ala del museo Via Cumano dedicata a queste opere, sarebbe ottimo, infatti. un'ottima location, una collocazione per valorizzare poi questo polo che fra l'altro è anche molto visitato, no? Perché ha dei musei davvero però interessanti, diciamo che può essere molto più allargato con delle opere sicuramente. Anche un po' magari sistemato, come diceva giustamente la signora, per quanto riguarda gli esterni magari, no? Allora ci scrive Paolo: questi delinquenti stranieri scappano dalle guerre per venire a far guerra qua da noi, dove sanno che non hanno conseguenze. Torniamo al tema di prima, no? Alla certezza di avere comunque una ma pena, soprattutto una sanzione. Qualche volta loro delinque. scappano da un posto dove non fanno nulla e vengono qua a non fare nulla. Questa è la cosa, perché se uno scappa e qua diventa si adopera, come tanti immigrati insomma, che sono stati nel corso degli anni, insomma, non è la prima volta che noi abbiamo immigrazioni insomma, forti. Penso agli anni degli albanesi che insomma, sono arrivati in massa, ricordo le immagini di questi barconi che arrivavano in Puglia insomma, in una maniera molto pesante, che scappavano, ma adesso sono diventati parte della nostra società, insomma, ma non solo, cioè, veramente l'Italia, Trieste, poi un insieme di talmente tante culture. Noi siamo abituati comunque ad avere dentro la nostra città tante identità culturali diverse, ed è una ricchezza, cioè, bisogna sempre vederla come qualcosa di positivo, se sempre lì siamo, se le regole vengono rispettate, perché giustamente se vengono qua a voler riproporre il loro stato sbagliato, perché comunque si tratta di stati dove le persone non sono libere di vivere, di fare, di avere una vita dignitosa, se vogliono riproporlo qua non devono starci e devono ritornarsene a casa loro, e su questo non c'è ombra di dubbio, cioè non dobbiamo, però bisogna farlo con chiarezza, con leggi chiare, in maniera che tu non rispetti certe cose e tu te ne vai, non c'è né se né ma, basta. Allora, ci scrive Susanna: come mai non si obbliga a inserire nel contratto il divieto di subappalto come si usava tempo addietro? Sarebbe è auspicabile, giusto, no? È auspicabile sicuramente, ma credo che in realtà ci sia in questo momento
una richiesta anche di questo, visto anche tutti i fatti. L'importante è non dimenticarsene, perché troppe volte noi siamo, non lasciar correre, esatto, noi siamo pronti a intervenire, a far di tutto quando c'è il momento caldo, e quando invece passa un anno uno se ne è già dimenticato e si passa ad altro. E quindi insomma, però sì, indubbiamente è una delle cose più importanti, anche perché basterebbe anche in certi contesti forse evitare che le assunzioni vengano fatte con contratti inumani. Infatti, anche questo crea, no, un problema sociale. Sì, poi, assolutamente, no? È chiaro. assolutamente. Allora, Luca invece ci racconta una disavventura di questa mattina sull'autobus al capolinea della linea 8. Dice: era presente un autobus della 8 con a bordo già 3-4 persone. Prima di salire controllo l'orario di partenza, 7:11, salgo e attendo. In prossimità delle 7:11 una signora è salita e chiede, visto che c'era un altro della linea 8, un altro autobus fermo, e chiede quale parte prima. L'autista le dice l'altro. Mentre lui e Luca e altre 3-4 persone che erano su quest'autobus non ne sapevano nulla, e quindi sono dovuti scendere di corsa. E si chiede, chiedo all'autista del mezzo sul quale ero salito, non poteva avere la cortesia e gentilezza di avvisare i presenti a bordo che non sarebbe partito alle 7:11 ma alle 7:22. Se non ci fosse stata la signora sarei partito in ritardo, avrei perso il treno. Certo. Ha ragione, insomma, grazie della segnalazione. Allora, Marciapiedi invece ci manda anche una foto che poi faremo vedere, il signor Piero. Buongiorno, l'anno scorso ho fatto la segnalazione dei marciapiedi di Viale Ippodromo, dei veri e propri crateri. L'assessore della giunta aveva promesso i lavori, è passato un anno e tutto ancora fermo, è una vergogna, dice, insomma, è arrabbiato, e per favore fate vedere le immagini allegate ai telespettatori. Tutti i triestini devono sapere le condizioni imbarazzanti di questi marciapiedi. Lo sappiamo. L'interessante è quando si manda una segnalazione e mettere comunque i numeri civici, perché altrimenti anche gli uffici si ritrovano a dover fare Viale Ippodromo interventi. credo sia questo il lato, perché ho abitato vari anni in quella zona, credo sia il lato proprio dall'ippodromo, dalla parte dell'ippodromo, all'altezza credo dell'incrocio con via Sette Fontane, via Pollaiuolo, insomma, quindi quella zona lì mi pare di riconoscere. Diciamo che sappiamo che l'assessore Babuder che ha messo in campo una forza notevole proprio per il rifacimento dei vari marciapiedi e strade che adesso partirà pian pianino, quindi le segnalazioni di questo tipo sono le ben accette, anche perché lui raccoglierà, come sta già raccogliendo, tutte le segnalazioni, e di conseguenza partirà a fare questo grande lavoro. Certamente il marciapiede è le strade sono un problema grossissimo a Trieste, però quando uno pensa ai chilometri che ci sono è una cosa veramente enorme, di un quantitativo enorme da sistemare. Quello che qualche volta mi domando è le strade anche appena sistemate, dopo veramente poco tempo si rovinano. Questa è anche una segnalazione che ci fanno spesso. Sì, io ho notato questo, e non capisco se sia un discorso di materiale che non è più quello di una volta, se è un discorso di passaggio di camion o autobus che creano un problema perché magari il sottosuolo comincia ad avere dei problemi, magari in certe zone noi sappiamo che abbiamo dei torrenti che passano sotto, delle cose. Infatti. Quindi effettivamente sono soprattutto vedo dove ci sono le rotonde, che le macchine e gli autobus tendono, come dire, a procedere sempre nella stessa zona, soprattutto lì si vedono degli avvallamenti molto... E si usura presto, insomma. Presto, e quindi insomma questo... ci sarebbe da fare un ragionamento per capire le motivazioni, però insomma l'assessore Babuder in questo è prontissimo e attento che lo farà. Ripeto, purtroppo i tempi che noi riteniamo la segnalazione oggi, vorremmo che il lavoro fosse fatto entro un mese,
purtroppo non è così, non c'è questa possibilità. La città è grande, insomma, sì. No? È abbastanza sì. estesa. Allora, buongiorno, ci scrive invece Alberto, qualcuno ha fatto caso alla scarsa manutenzione del verde, poi fa l'esempio della costiera, dice percorrendo la costiera si nota un degrado enorme, per l'ANAS si può dire ancora non abbiamo sudato. Questa è la segnalazione di Alberto. Parlavamo prima, no, di verde pubblico, magari in questo periodo c'è anche il problema che citava prima tanta acqua, cioè qualsiasi persona ha un giardino si rende conto che tagli l'erba e ricresce in modo molto forte, quindi serve una manutenzione in più, ecco, rispetto a quello che è. Poi in realtà per la costiera non so la competenza onestamente di chi sia. Parlava dell'ANAS, quindi probabilmente, sì, probabilmente bisognerebbe fare una segnalazione direttamente all'ANAS. Probabile. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sergio, un buongiorno a voi. Sergio, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo dire, per quanto riguarda le strade, ci sono stati dei cattivi, diremo, amministratori nel passato che non hanno semplicemente guardato le asfaltature. Hanno, per fare un esempio, in via Rossetti all'inizio hanno asfaltato tutti i tombini, mi domando perché li hanno asfaltati, e non solo in via Rossetti ma in via Roma. In tutte le parti della città adesso i tombini stanno venendo fuori perché sono stati asfaltati invece che venir messi a livello stradale quando è stata fatta l'asfaltatura. E questa, dico, è una stupidaggine fatta dai dirigenti e chi ha dovuto e chi doveva controllare il lavoro dell'asfaltatura. Poi gli asfalti effettivamente, come dice la Presidente, sono deboli e si rovinano. Sono asfalti per fare un esempio, in via Armando Diaz sul marciapiede asfalti di 30 anni fa che sono perfetti e quelli fatti vicino poco tempo fa sono distrutti, come la via Cantù che l'hanno fatta non tanti anni fa e hanno dovuto rifare tutti i marciapiedi della via Cantù. Ecco, volevo segnalare una cosa: in Porto Vecchio tutti i recinti sono stati tirate via le viti e sono aperti. Allora vuol dire che tutto il Porto Vecchio, da cominciare dalla rotonda venendo quella che entra da Barcola, quella che entra dentro in Porto Vecchio, lì tutti i recinti, se si va a vedere, sono aperti, hanno tirato via le viti, e vuol dire che è tutto il porto che vivono questi disgraziati che vivono lì, e nessuno va a vedere. Sarebbe da informare l'autorità portuale da rimettere a posto le viti e saldarle in modo che nessuno riesce a sfidarle, e in modo che nessuno vada dentro a dormire, è proprio vicino al bagno ferroviario e al bagno diremo delle autorità portuali. Ecco. Grazie. Un'altra cosa volevo dire, che tutti questi migranti che noi vediamo a Trieste sono pakistani, sono marocchini. Difatti i marocchini sono stati presi ultimamente che vendevano droga, ma non provengono da zone di guerra, egiziani, ma non provengono da zone di guerra. E perché, e finisco, ma perché non si mettono diremo i carabinieri o diremo la polizia a controllo in Val Rosandra, dove vengono tutti quanti? È inutile mettere ai confini ai posti di blocco, perché di lì sicuramente non passano, no? E dovete fare voi politici comunicare col prefetto che vada a mettere lì e posizionare la polizia. Grazie Sergio, siamo quasi in chiusura. Allora, tanti temi, dalle strade, dagli asfalti di cui si parlava prima, no? La qualità, quindi forse era migliore quella di una volta, non lo so. Poi anche queste segnalazioni di Porto Vecchio, non sapevo insomma di questa. Sì, diciamo che la zona dove c'è il bagno ferroviario si aveva già capito, sì, quello sì, che in effetti c'era un'intrusione di persone. Evidentemente si spostano sulla casa al mare, no? Cioè, scusate la battuta, ma insomma
Sì, giustamente è corretto dover ripristinare la recensione, anche perché poi succede qualcosa, ci sono anche delle responsabilità, insomma, infatti, no? assolutamente. Quindi è importante. Comunque non possono essere utilizzati certi edifici che vengono poi rovinati, a parte sporcati, per così stare a bivaccare. Si è visto quello che hanno fatto appunto nei 2 stabilimenti balneari del CRAL, del l'abbiamo documentato più volte. Insomma, hanno oltre diciamo, ad aver rubato tante cose, hanno proprio anche rovinato, sporcato, distrutto, insomma. Quindi questo ecco, quello che mi fa pensare è che vuol dire che già c'è di partenza una non attenzione alle cose, perché se uno vive già rompendo, sporcando un posto dove dovresti star lì per dormire, cioè, che immagine mi dai? Chiaro, No? quindi... Cioè, non so se sono abbastanza chiara, cioè, se io vado a dormire in un posto, cerco almeno di rendermelo accogliente, cioè, non è che metto il fiorellino, no? Sì, Per carità, però diciamo almeno un minimo, no? cerco di avere, invece si vede proprio che non c'è questo. Qualcuno dirà che forse sono solo uomini questi, ma questo è un altro discorso. È un altro discorso, di solito lo sono, insomma, sono effettivamente i migranti che abbiamo qui. Allora, grazie a Barbara Odorico per essere stata con noi Grazie oggi, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste, è sempre un piacere, e poi parleremo Grazie magari anche dei prossimi appuntamenti. Andate a votare, Ecco, soprattutto, perché ricordatevi che l'Europa è molto importante, bisogna andare a votare, votate Forza Italia, va ancora meglio, però andate a votare perché è importante dire dare la nostra voce, dire che contiamo, l'Europa non è lontana e l'Europa ci dà le regole quotidiane purtroppo. Allora l'invito al voto, grazie, e noi ci fermiamo qui, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e buon proseguimento di giornata.